straordinaria. Edizione straordinaria. Sì, ma lo faccio entrare, lo faccio pure entrare. Perché c'è una sorpresona, una sorpresaccia. Lo vedo qua in sottofondo e adesso ve lo faccio entrare. Signori miei amici bellini, edizione straordinaria, impossibile perché dobbiamo capire che cosa sta succedendo. Lasciate dei like, anzi moltiplicatevi, perché vi presento una persona che qualcuno ha già visto in passato, qualcun altro no. Signori, il mio babbo. Salve, buonasera. Si sente? No? Sì, si sente. Perfetto. Bene. Allora, caro babbuccio, papà, insomma, il padre, al padre. Sta succedendo il terremoto, nel senso che era un terremoto prima la notizia della Superlega, adesso pare che le inglesi stiano venendo meno e ci stiano pensando su. Qual è la tua prima impressione a caldo? Credo che le notizie che sono poi cominciate ad arrivare nel panorama, diciamo così, europeo, ma mondiale, abbiano un po' fatto riflettere quelli che avevano, tutte le squadre che avevano aderito a questa cosa. Sicuramente non poteva passare inosservata una cosa del genere o accettata come se fosse una cosa normale, anche se bisogna dirlo, era un fatto che si sapeva che da diversi anni, e ricordo che il primo fautore di tutta questa situazione la dobbiamo sempre a lui, al Cavaliere, e che il Cavaliere pensava, e lo fece anche per un periodo, se non ricordo, il Mondialito, che lui organizzava le squadre più forti, le organizzava a San Siro e lì venivano svolte questo torneo. Però insomma era abbastanza tranquillo, però lui aveva sempre sostenuto. Poi col tempo chiaramente questi cosiddetti grandi che vogliono sempre dominare, vogliono sempre il potere, vogliono i soldi, e a questo punto hanno pensato bene di mettere in atto. Un poco l'hanno fatto un poco sotto traccia, e questo è forse stato anche questo. Bisognava aprirsi di più e mettere di fronte alle proprie responsabilità la UEFA, la FIFA, perché diciamolo sinceramente, queste entità non sono immune da colpe, assolutamente. Assolutamente, senza dubbio. Infatti le proteste un pochino in giro per il mondo, anche da parte dei tifosi, non erano tanto nel difendere, poi non andavano nella direzione della difesa della UEFA, che ha le sue colpe ed è comunque una situazione particolare. Ringrazio al volo il buon, l'ottimo Tore Falanga. Ricim che sanno poco fatto cacca addosso, perché può essere anche che le minacce poi della UEFA abbiano fatto effetto in questo caso, perché ricordiamolo, è venerdì, è questo venerdì che si aspettava una riunione straordinaria della UEFA per decidere le sorti, specialmente delle squadre che sono ancora in corsa per l'Europa, per la Champions e per l'Europa League. Sì, ma è indubbio questo, però io volevo ricordare una cosa, che nei confronti della FIFA, perché Maradona giocava i mondiali, aveva un conflitto non indifferente. Lui diceva che la FIFA o tutte queste federazioni europee, l'UEFA, approfittavano della situazione per arricchirsi, per questi grandi introiti che poi non si sapeva bene, e abbiamo visto pure che cosa è successo al predecessore di Infantino e anche a livello europeo a Platini, che insomma ciurlavano nel manico, questo lo dobbiamo dire. E lui sosteneva, il buon Maradona, che sono i giocatori che fanno lo spettacolo e dovevano assolutamente contare di più, cioè capire la fetta, la torta
una fetta spettava di diritto anche a loro, per poi distribuirla ai più piccoli. Insomma, tutto poi una serie di cose che sicuramente facevano onore al buon Maradona. Comunque è questo per sottolineare che sicuramente l'UEFA, così come la FIFA, di interessi ne hanno, e sicuramente ne hanno approfittato anche loro. Senza alcun dubbio. Ringrazio anche Fabio Versatile, caro Don Peppe, un pensiero poetico. Che figura... Certo. Perché papà, no, perché l'ultima notizia che pare sia confermata sono le dimissioni del presidente del Manchester United. Io adesso che insomma siamo live, le notizie si susseguiranno e ci possono essere smentite e noi non diamo niente per certo, diciamo sempre parrebbe che, perché poi la fake news è dietro l'angolo. Come io ho una notizia qui dalla Spagna, fuori anche l'Atletico. Fuori anche l'Atletico, e si stanno inseguendo discorsi di addirittura Agnelli. Adesso si parla. Però è facile ipotizzare. È facile ipotizzarla anche come fake news, perché visto che sta cadendo il castello, no? Delle carte sono venute meno. Immaginate questa piramidina con tutte le carte da sotto che stanno venendo meno e si ipotizza adesso la notizia che fa più click e più retweet sono i capi, no? Quindi Perez, Agnelli, e adesso ovviamente rimbalza questa, vedi, ovviamente mi arrivano queste domande perché mi stanno arrivando, il telefono è bollente, quindi aspettiamo conferme in merito. Ringrazio Luigi Della Vecchia, permettete un pensiero poetico, la figura in merito, pure un Agnello l'ha da provare. Certo, se così sarà, io credo che questi presidenti, parlo di Agnelli e Perez in prima fila, sono coloro che devono dimettersi perché faranno una figura veramente assurda, per rimangiarsi tutto, perché poi chiaramente le pressioni, noi sappiamo che sia il Real Madrid che altre società come il Barcellona, i soci, che ne sono tantissimi, premono, e quindi anche quello conta. L'iniziativa del presidente va bene fino a un certo punto, può avere un potere decisionale, ma quando poi ci sono 100.000 soci della squadra, e allora a quel punto poi dopo può succedere pure che si ribalta tutto, come è successo a Barcellona praticamente con il vecchio presidente. Ti lascio leggere, te lo leggo, insomma, questo è un complimento verso di te e anche verso mamma, che estendo, ovviamente, è un bellissimo complimento. Volevo ringraziare il signor Peppe per aver fatto un figlio così spettacolare, e io ringrazio Mario per l'affetto. Sì, lo ringrazio anch'io, ma insomma non è assolutamente merito, no? Insomma, sì, ci sono i geni che compongono il tutto, però insomma poi ci sono tante altre cose, tante componenti, soprattutto anche il Padre Eterno che fa in modo che si nasca in un certo modo e soprattutto si nasca sani. Questa è la fortuna che è importante, perché insomma hai voglia a volte diamo per scontato certe cose, specialmente in un periodo come questo dove la salute fa la differenza, e dobbiamo sempre sperare di star bene per poi poter fare cose simpatiche da condividere con chi ci segue. Quindi io ringrazio tutto. Papà, io ti mando un bacio forte. Sì. Restiamo no, volevo dire l'ultima cosa. Attenzione che le società, diciamo così, grandi sono quelle che mantengono tutto lo sport italiano. Il calcio è quello che mantiene tutto lo sport in Italia, non so negli altri paesi, e questa è una situazione che fa parte sicuramente di una cosa che non funziona bene, perché ecco, gli errori delle federazioni quando le squadre pretendono qualche altra cosa, magari loro invece si sono adagiati e anzi hanno preteso che i fondi venissero sempre da una sola situazione. Comunque De Laurentiis sta aspettando la chiamata,
Perché poi ricordiamolo, perché fai bene a ricordarlo. Io ho scavato negli archivi per cercare di quando De Laurentiis ha cacciato alla fine l'idea, che poi non è nemmeno, la metto così, non è nemmeno nuova questa idea che adesso viene così. Lui l'aveva proposta all'epoca, solo che lui proponeva in realtà un torneo continentale nell'idea del presidente, sarebbe organizzato dall'ECA, perché all'epoca lui e Agnelli si dividevano questa cosa qua, attribuendo il 5% del fatturato all'UEFA per usufruire dei professionisti. Quindi aveva pensato anche a questo, perché un'altra cosa che non era chiaro ovviamente era chi farà i regolamenti, chi sarebbero stati gli arbitri, se il fuorigioco lo lasciate, se vi piace il VAR, perché se è una cosa privata potevano fare qualsiasi cosa. Ma De Laurentiis, dici? No, così si parlava del fuorigioco diverso, oppure del corner corto, insomma, sicuramente uno poi può fare del proprio gioco le regole che crede opportune. Visto che è uno spettacolo che era rivolto ed è stato pensato non ai tifosi veri che indossiamo repliche di magliette del calcio vecchio perché siamo innamorati di quel calcio là, ma è il fruitore nuovo, al consumatore, al ragazzino che magari trova più spettacolare il Super Bowl piuttosto che il basket. Quindi ho usato piuttosto che, vedi, ho usato piuttosto che nel modo sbagliato. No, ma dici proprio bene, perché insomma dobbiamo renderci conto che certe cose bisogna anche accettarle. Quando Agnelli ha detto, ma insomma voi state parlando che la possibilità di poter arrivare a dei risultati, e lui ha giustamente detto su andame che i scudetti vincono solamente Inter Milan, comunque non ci sta niente da fare, però poi ecco, il gioco, se è uno spettacolo, ogni tanto magari viene fuori la favola dell'Exeter, e in passato veniva fuori la favola del Cagliari, del Verona, della Lazio, del Napoli, meritatamente, e almeno dava quell'interesse. Oggi così veramente vediamo come si chiama il wrestling, quello sport in America, insomma, già tutto concordato. Si mettono d'accordo, ci sono gli sceneggiatori, tu sei un attore di teatro, uno scrittore, gli sceneggiatori che decidono quest'anno è interessante se la vince l'Arsenal, perché hanno fatto e non si può fare così. Perfetto, è stato un piacere, Valerio. Un bacio grande, fammi vedere se c'ho, sì, giusto per sfizio, visto che hanno detto che ci somigliamo un pochino, se io divento Saverio Solito con gli occhiali, insomma, sì, abbastanza. Sta tagliata la capa, suol dirsi. È solo il capello che fa la differenza. Ti abbraccio. Ciao caro, ciao. A presto. Amici bellini, è il momento di leggere tutti i vostri commenti. Grazie per aver assistito a questa reunion di famiglia vera e propria, ed è il momento di salutarvi. È il momento di salutarvi e di farvi parlare, perché le notizie si inseguono, si susseguono e ci sarà da divertirsi. Stasera avremo un altro ospite, non vi preoccupate proprio. Buonasera Sarracino. Mario l'abbiamo salutato, il piacere è tutto nostro, signor Peppe, Don Peppe, il nostro è un piacere, un gran onore averla qui, piacere nostro, come siete bellini amici miei. Evelyn, Angela Torre, queste poi sono le live belle, perché io non lo dico a nessuno, parto all'improvviso, i moderatori che mi... Dai, con la foglia in bocca, l'acqua in tasca, che balla, e io sono alle volte pronto e alle volte no. Giuseppe Argento, pare che Agnelli si sia presentato in Lega dicendo Sollillo, che tra l'altro... Questa è una nuova frontiera dei meme che io ancora non riesco ad apprezzare al 100%. Questa l'ho capito perché è diventata planetaria. Con la storia di Lillo e del Posamen, mi pare si chiamasse, del famoso LOL. Ma ancora non ho visto una puntata e non so nemmeno se lo vedrò. Quindi
Ciao Valerio, io tifo Napoli da quando ho 11 anni e credo che la passione non si possa comprare. Quando stavo dicendo per chi tifare, papà mi portò allo stadio e rimasi affascinato dalla tifoseria. Vedi, queste sono bellissime storie, sono delle testimonianze. Io ne ho una simile. Il babbo che avete appena visto era, e dico era senza problemi perché con voi non ho segreti, era simpatizzante del Milan perché all'epoca il Milan, quando lui si avvicinò al calcio, era la squadra degli operai, era la contrapposizione alla squadra dell'Inter che era quella dei Bauscia, di quelli più ricchi, prima che poi intervenisse Berlusconi e cambiasse le sorti del calcio, e lui era simpatizzante del Milan, ma mi mise sulla culla il doppio gagliardetto, quello del Napoli e quello del Milan. Io scelsi quello del Napoli, forse attratto dal colore, non lo so, insomma il ciuccio piuttosto che il diavolo, feci una scelta d'amore, di positività, e lui mi portò da piccolissimo, quando non ero ancora in grado di capire, a vedere Maradona in un Napoli-Milan. Mi portò in tribuna, avevo quei 2-3 anni, dopodiché andai a vedere con consapevolezza un Napoli-Milan dove Di Canio fece ammattire la difesa del Milan e il Napoli vinse quello 1-0, e da allora non si è capito più niente, la passione è esplosa completamente. Buonasera Ray. Alessio Iovine, riunione straordinaria Superlega. Sì, queste sono le notizie. Insomma, pare che dopo questi rumors che sono filtrati, i dubbi, no? Prima il Chelsea, poi, cioè, parte un pochino tutto secondo me da Guardiola, perché quando Guardiola dice in conferenza quello che ha detto, che poi fa eco a quello che abbiamo detto nei nostri ultimi video, insomma la meritocrazia, se non c'è gusto a vincere e a perdere, se le squadre si qualificano a prescindere, non è calcio, non è sport e non c'è sfizio nemmeno, anche se giochi con i migliori. Fa eco, i tifosi inglesi si sono fatti sentire, specialmente loro, e quindi adesso sono venuti dei dubbi a molte squadre, a molte società, quindi adesso pare ci sia una riunione. Non è ancora detto che tutto salti, non è detto che l'UEFA non prenda comunque dei provvedimenti, dobbiamo stare allerta e capire un pochino. Ciao Giuliana, sono milanista ma mi stai simpaticissimo, ti ho scoperto da poco grande, una pagliacciata comunque tutto sto fatto della Superlega, con quale coraggio ci ripresenteremo in campionato. Giuliana, tra l'altro io proprio oggi, pochi minuti fa, ho fatto un'intervista con lo Zoccolo Duro, con Luca, lo youtuber del Milan, dove lui mi chiedeva della Superlega e noi ci siamo anche insomma divertiti a fare delle ipotesi, ma le cose cambiano, e io gli ho detto proprio questo, ho detto: tu tifoso del Milan non sei contento che te la sei meritata quest'anno, che dopo tanti anni di difficoltà sei tornato in Champions per meriti, perché hai fatto una buona stagione? Non ti dispiace un pochino che vai in Super League giusto perché sei bello? E perché il Milan ha la storia che ha il fatturato, scusate, il seguito, il plebiscito generale. Ma come avevo promesso, ho un altro ospite che potrà rispondere alle vostre domande qualora ne abbiate, signori. Guido Gentile. Buonasera Valerio, buonasera a tutti. Buonasera Guido, grazie per la tua presenza e per stare con noi praticamente a capire cosa ne sarà di noi, cosa ne sarà degli anni '80, perché le novità sono all'ordine del minuto, giusto? Cambia in continuazione. La prima notizia buona, che diciamo noi, intesi come noi, proprio tu, io e gli amici Bellini, non dobbiamo fare il salto della quaglia. Buonasera. Abbiamo avuto una certa lucidità e coerenza, nonostante la notizia arrivò in diretta mentre stavamo parlando. Credo carinamente che tu hai avuto modo di leggere il mio articolo. In realtà, come ha detto il mio direttore, i miei non sono articoli, sono trattati, perché vanno contro le regole del web, che sono tendenzialmente sono proprio come lunghezza 3 articoli di uno solitamente che viene pubblicato sul web. Però volevo, sempre col mio tono chiaramente ironico, analizzarlo da tutti i punti di vista, cioè sviscerare tutte le debolezze. E il titolo dell'articolo, che per una volta ho fatto io, sapete, i titoli non li fanno, non lo cito per mancanza di eleganza, è sempre volgare, ma dice: nasce forse.
Anticipando il dubbio che adesso sta crescendo in maniera seria, in maniera molto seria. E non era un'analisi a caldo quella di domenica, e non la sarà oggi, nemmeno anche se a caldo passionale, ma proprio per affrontare quelle che secondo me erano le debolezze e le criticità da tutti e due versanti. Cioè, prima di iniziare a rispondere alle vostre domande, fatemi dire che una piccola soddisfazione personale e anche una piccola tristezza generale, che non è personale. Io ero sicuro che sarebbe stata messa in mezzo erroneamente l'NBA, non a caso mi sono dilungato e mi scuso con voi domenica, ma non si è fatto altro che parlare di NBA. Adesso un mio amico mi ha girato un articolo, non nomino ovviamente, però è il più importante giornale finanziario d'Italia, dove si parla delle 10 ottime ragioni per cui questa Super League va fatta, e una di queste perché c'è l'esempio positivo dell'NBA. Allora, chiariamolo subito, non ripeto quello che ho già detto e quello che trovate nell'articolo, voglio andare ancora più in profondità. Quando c'è qualunque situazione nella vita, ma che può essere dall'amore al gioco, all'interrogazione, all'NBA, bisogna capire quando è stata fatta, quindi storicamente quando è stata, per quali ragioni è nata, come si è evoluta, come si è sviluppata, quali sono le vere ragioni di fondo e non solo quelle apparenti. Io lo cito nell'articolo, ma è una regola di vita che tra l'altro ti insegnano alle elementari. Non puoi addizionare le mele con le pere. Qualcuno adesso sorriderà per questa sciocchezza, banalità. Ragazzi, No, i confronti nella vita, in amore, nello sport vanno fatti tra insiemi omogenei. Quindi paragonare l'NBA al calcio, o quello che stava nascendo, tra l'altro con questo abominio del 75% per diritto divino e il 25% per chiamata di chi, e io lo scrivo, saremmo andati anche in conto, forse si farà un paradosso, mettiamo che la Juve fa 5 anni di Superlega, non passa mai quarti di finale, invita l'Ajax il primo anno, l'Ajax arriva in semifinale e batte la Juve, l'anno dopo non partecipa l'Ajax, partecipa la Roma, perché dobbiamo dare spazio a tutti. Cioè io che sono stato eliminato decido che tu non vai più bene. E dov'è lo sport in tutto questo? Anche se sport per i ricchi, almeno l'NBA ha un senso, e ripeto, non si possono paragonare. È un sistema chiuso dove vince il più forte, è un sistema chiuso che dà la possibilità di accedervi se ci sono delle garanzie economiche, territoriali, sportive, finanziarie, tutte, immobiliari, eccetera. Però una volta che è chiuso, valgono i principi sportivi. A questo punto è un sistema ibrido, non ha principi sportivi, se non quelli che i più forti stabiliscono, e siccome non siete credibili perché voi fate una cosa in corso d'opera, chi mi dirà che tu in corso d'opera non mi ricambi le regole? Mi devo fidare della tua parola? Mi spiace, non mi fido della tua parola. Io dico Però, insomma, tutte le domande. Quello che poi anticipammo, tra l'altro in diretta, io lo riporto, è utile adesso sapere come agirà che è il vero interrogativo della giornata, la UEFA. Ecco, io su questo ero molto scettico, ancora sono scettico, e su questo invece interverrò, nel senso contro me stesso. Ero preoccupato perché nella vita, come in condominio, come quando andiamo a prenderci la pizza, quando potevamo andare a prenderci la pizza, scusate, è più facile mettersi d'accordo in 2 o in 3 che non quando si è in tanti. Quindi la loro forza per me era il fatto che erano 12. E che davo per scontato, mai dare per scontato, mi rimprovererebbe subito mio fratello, che è un po' che vi eravate messi d'accordo. Cioè, io rimango sul prudente perché voglio vedere se non ci sono assi, perché se veramente salta tutto, possibile che voi non avevate l'accordo con almeno uno dei top manager, uno, non dico tutti. Quello che si chiama in America l'endorser. Esattamente. Una persona che praticamente sia credibile nell'ambiente dove parla e che ha la sua parola è valutata e presa in considerazione, che rende tutto più credibile, perché se parla Perez, che ha ovviamente l'interesse di farlo anche per ripianare i suoi debiti ed è il capo di tutto, è un conto. Ma se uno che fa parte dell'ambiente, che dice, faccio l'esempio, Guardiola, che è un manager stimato, piuttosto, un'altra volta piuttosto, aiuto, miseria, oppure lo fa Klopp, oppure lo fa un altro,
ha tutto un altro senso. Quando invece proprio questi qua che hanno un valore, la loro parola ha un valore, si schierano contro e mostrano perplessità, il tifoso che era nel dubbio si fa trascinare. Beh, permettimi di dire due cose. Non solo ha un valore e una credibilità, ma a questo punto, oltre che una coerenza, ha un'influenza, ma un'influenza che di nuovo viene confermata dalla coerenza. Perché se tu eleggi Klopp a tuo beniamino per quello che è fatto nel campo e fuori del campo, eccetera, io parlo come tifoso, e poi non solo non ti delude, ma immediatamente, senza alcun tentennamento, che è una cosa da uomo vero, prende una posizione così forte, beh, tutto rafforza. Perché tu pensa, se Klopp avesse preso la posizione opposta, qualcuno l'avrebbe seguito dei tifosi, qualcuno si sarebbe spaccato che avrebbe detto mi è deluso come uomo. Cade un mito, la famosa cade un mito. Avendo fatto invece questa dichiarazione durissima, ha detto, no? Beh, immagina tutti gli appassionati di calcio. Io non sono tifoso del Liverpool, ma ho sempre adorato, so che non potrà mai venire a allenare il Napoli, ma sarebbe perfetto per il Napoli, perché ha forza, personalità, carisma, conoscenza del calcio, anche una presenza scenica enorme. Klopp, non so se vi è capitato mai di vederlo dal vivo, ma è 2 centimetri, io sono 1,89, Klopp è 2 centimetri più alto di me, cioè un cristianone. Sì. Quindi io da sportivo, cioè chi segue i principi dello sport, quello che ripeto sempre, competere lealmente, a questo punto non dobbiamo darlo per scontato, lealmente, al meglio delle proprie possibilità. Beh, signor Klopp, Mr. Klopp, chapeau. Però dobbiamo vedere cosa succede, perché adesso, e mi spiace, non è un discorso di tifosi, perché è chiaro che se io ci fossi in mezzo, vi posso assicurare, chiederei la radiazione immediata del Napoli. Immediata. Radiazione. Con tutto quello che significa da un punto di vista emotivo, non che cancelli, però azzeri, il termine esatto, azzeri la storia. Cioè, è chiaro che è molto più facile azzerare la storia di una squadra che ha vinto pochissimo piuttosto che le 13 coppe campioni del Real Madrid. Però tu l'hai fatto in corso d'opera. Non lo dobbiamo mai sottolineare. Ho letto dei commenti oggi aberranti. Addirittura si sono messi d'accordo i juventini dopo che hanno litigato sempre per Calciopoli, pur per giustificare questa Superlega. Ho detto questa Superlega, l'ho scritto, poteva avere un senso se era veramente una Superlega che 20 squadre abbandonavano tutto, ma anche i campionati nazionali. Noi ci facciamo il nostro campionato, casomai con le nostre regole. Non era un gesto bello, ma aveva una logica. Non è che tu puoi giocare la domenica per allenarti il campionato di calcio e poi il mercoledì vai a giocare la Superlega. Casomai è l'ultima partita, quella che è decisiva per qualificarti eventualmente per i quarti, si trovi a giocare la domenica precedente con l'Atalanta, metti tutti i giocatori di primavera perché la partita decisiva per te sia economicamente che di prestigio è quella domenica, e non stai falsando un campionato che usi come scendiletto. Ma io infatti questa è proprio la chiave di lettura che stavo cercando di spiegare ai miei colleghi di YouTube. Questo è fatto grave. Deve essere Superlega, io lo scrivo per me, dovevate avere il coraggio e la coerenza di fare una Superlega di 20 squadre chiuse, non entra in esce nessuno e vi salutiamo. Perché voi, il paradosso è che in realtà non è successo, ma non è un paradosso, perché poi tu non ti puoi presentare a salvare il calcio quando io in realtà ti sto salvando e tu vuoi ancora più soldi, perché questo è il cortocircuito. A leggere quel comunicato, io l'ho scritto con l'ironia, io volevo fare immediatamente 2 abbonamenti, uno per girone, però poi, non scherzando, ho detto signori, cioè tu ti stai ponendo come salvatore della patria, ma che devi salvare? Le società che sono sane, che hanno la colpa di essere povere, ai tuoi occhi, povere, tra virgolette, nel senso. Perché anche io a questo punto con Valerio faccio una squadra, ci indebitiamo, ma possiamo comprare
l'Iniesta dei vecchi tempi di Tom Rogers, tanto non li paghiamo, non paghiamo l'IRPEF, tanto non gli stipendi, cioè noi stiamo avendo un campionato dove una squadra sta vincendo meritatamente sul campo, perché è stata quella più equilibrata, quella più tosta, eccetera, ma non ha una proprietà, è in vendita. Non ha pagato gli stipendi, non si sta più parlando del fatto della scadenza che era febbraio, poi era aprile, era marzo, poi aprile. Silenzio più totale, perché è ovvio che questa Superlega, che forse nasce, forse no, nasce comunque in un sistema calcio che loro stessi hanno contribuito a creare, se non creare principalmente, cioè i grandi, che è molto fragile. E concludo, e io lo specificavo, però lo dice un appassionato che si è rovinato la vita sentimentalmente, perché poi le donne sono molto più intelligenti degli uomini e quindi giustamente ci criticano perché siamo dei cretini, che si chiamano dei cretini con che giocano in mutande appresso un pallone. E lo dico senza nessuna ironia o inclinazione sessista, si chiama, cioè me lo dico, sapete quanti problemi crea dalle madri, che dice la classica frase della madre, ma non te ne viene niente in tasca a te, poi tu sei napoletano come me, quindi puoi immaginare quello, anche se molto più giovane, alle fidanzate, ma ti fai sangue amaro per nulla, eccetera, alle mogli quando arrivano. Io non ti posso vedere che stai male, quindi chiusa questa parentesi, diciamo, non è un obbligo essere tifosi di una squadra di calcio. Quindi, signor Fiorentino Perez, che dici che dobbiamo recuperare i giovani perché nei giovani c'è disaffezione. Prima domanda, perché questi giovani non si sono affezionati al calcio o disaffezionati? Forse perché non è stato un sistema equo, trasparente, concorrenziale, perché la qualità del gioco non è così elevata nonostante i 3 miliardi? Dobbiamo domandarcelo. Ma anche se fosse, comunque, io che mi occupo di cinema e di calcio, non è che tutte le persone che amano il cinema o amano il jazz come me o amano l'hard rock, e non è fortunatamente, e ripeto, lo dice un grandissimo appassionato, un obbligo. Quindi potrebbe anche esserci che nell'immediato futuro c'è una generazione o una mezza generazione, 12 anni e mezzo, che non amerà il calcio. Non è che li puoi andare a costringere a vedere le partite. Ecco, però, si spera, diminuiamo i minuti, vendiamo le highlight, i mini abbonamenti, perché può darsi che uno dice, vabbè, dai, 10 euro l'abbonamento alla LEM me la faccio e mi vedo sul telefono distrattamente i gol. E dov'è il calcio a questo punto? Perché comunque quei segnali c'erano stati, però partiamo da questo grande presupposto, che è un atto di onestà nei confronti di se stessi, del mondo, cioè non è un obbligo essere appassionati a nulla, perché a questo punto una persona che colleziona Barbie non è un deficiente. Chi lo stabilisce? Perché a me non piacciono le Barbie, sto facendo un esempio estratto, ragazzi, nessuna creazione. No, ha lo stesso diritto e passione mia, perché se ha piacere a collezionare Barbie o francobolli come faceva mio amato nonno, quella collezione gli dà piacere e trova soddisfazione. Allora, Fabio Angelino ci chiede, buonasera, sì, non vi sembra strano che subito abbiano fatto saltare il golpe? Non è che gli hanno promesso ciò che volevano? Mi sembra ingenuo pensare che siano state solo le pressioni dei tifosi. Io l'ho premesso, domanda legittima, dubbio legittimo, l'ho premesso in partenza. Siamo, nonostante sono a caldissimo, Valerio immediatamente è andato in diretta, cerchiamo di essere calmi e razionali. Infatti dividiamo le notizie dalle emozioni, le sensazioni. Beh, la reazione è stata fortissima, come ho ripetuto, non solo il top manager, addirittura il capitano del Liverpool ha chiamato a raccolta tutti i capitani delle altre squadre, tranne nicchie di tifosi che poi sono quelli che hanno rovinato in questi anni il calcio, falliti, ma che non capisci che chi è tifoso veramente, chiaro, fa vincere fa piacere a tutti, ma non è che poi vai a letto nonostante il malumore il giorno dopo non sei più tifoso, caro amico. Io ti faccio leggere, penso... E la reazione, no, rispondo perché devo essere... Hai ragione. La reazione è stata veramente forte.
è molto più della UEFA che si è presa dei giorni e aspetterà venerdì, ma forte dei tifosi, forte della politica, che forse non si aspettavano, o forse hanno un piccolo jolly, lo vedremo un jolly, perché adesso quello che a me interessa vedere è la reazione, cioè tu non puoi dire abbiamo scherzato, venite là, e neanche dare 5 punti, perché la Juve arriva quarta, cioè Liverpool sta quasi fuori dalla Champions League, il Tottenham è fuori dalla Champions League, anche questo è andato Mourinho, l'Arsenal, quindi sono squadre che non si stanno qualificando sul campo in Champions League. Altro paradosso, cioè quest'anno io non mi riesco a qualificare e me ne frego perché io vado nella Super Champions League. Di nuovo, dov'è il diritto sportivo? Dov'è la Quindi non li puoi manco squalificare, che non va in Champions League perché non stanno andando manco nella nuova Lega, manco in Europa League. Cioè. Diciamo che la Juve arriva quarta, terza. Che già ha il problema di Suarez, ha il problema di soldi, devono spalmare gli stipendi, ridurre, cioè già due bei problemi. Che ti faccio un buffettino, non ce l'ho con la Juventus, se l'avesse fatto il Napoli, ho premesso, se si collegava andrebbe radiato come andrebbero radiate questa società, perché è un fatto gravissimo, non era mai successo nella storia del calcio, e tra l'altro tu potevi farlo a fine campionato e dire signori, io decido di farne parte, sono arrivato a quarto, scala il quinto posto, aveva un senso, nessuno lo sapeva e tutti si erano impegnati al massimo. Tant'è vero che dice la Juve è arrivata a quarta e ha fatto fuori l'Atalanta che è arrivata a quinta, per dire. No, l'hai fatto oggi. E così vale veramente per l'Inghilterra, vale tranne per la Germania, perché per ora il Bayern Monaco non aveva aderito. Quindi aspettiamo la reazione dell'UEFA, perché se il mio parere umilissimo, è chiaro che la UEFA deve avere una reazione onesta, equa, ma ferma. Ecco l'esempio che ho fatto anche nell'articolo dell'NBA. Nell'NBA c'è un commission che non è eletto, cioè non è uno dei presidenti galliani della situazione, è esterno. Quando ci fu il più grosso scandalo dell'NBA, che spesso sono ammazzati i Detroit Pistons e i Sonics, che erano campioni del mondo in carica e vice campioni del mondo in carica, David Stern non guardò in faccia nessuno e commissionò multe di milioni di dollari e squalifiche di intero campionato. Quando il presidente dei Los Angeles Clippers, una conversazione privata, ha delle espressioni razziste, è stato multato per la massima somma consentita nell'NBA, è costretto a vendere la sua squadra. Non me ne frega niente che tu sei il presidente di una società. In Italia noi abbiamo visto i più grandi scandali calcistici negli ultimi 30 anni, non li elenchiamo perché servono 2 trasmissioni enormi, che hanno visto anche gente soldi perché prendevi situazioni finanziarie dalla Parmalat, e le trasferivi, e non abbiamo fatto nulla. Calciopoli è un buffettino, quindi non ne paragoniamo proprio. Questa è una cosa molto grave, quella che è successa, e dobbiamo vedere venerdì quale sarà la reazione, perché non è che io torno indietro perché ho avuto paura. Vediamo. Allora, nel frattempo controllavo le notizie, insomma, secca smentita da parte della Juventus per quanto riguarda la voce delle dimissioni di Andrea Agnelli, quindi se qualcuno ancora si chiedeva questa cosa qua in chat, che l'avevo vista sott'occhio, non ci sono dimissioni di Agnelli. Le uniche dimissioni credo che possano essere confermate sono quelle del presidente del Manchester United in questo momento. Da detto ci dice, anche se la Super League non si fa, le squadre sono comunque costretti to make UEFA admit today that ok, quindi praticamente che avranno questi soldi da spendere e devono praticamente giustificarli sotto questo punto di vista, però che hanno negato di avere. Però da detto ti chiedo, questo è il punto, è il vero nucleo della situazione, perché se si dissolve non credo che JP Morgan confermerà nessun tipo di finanziamento. La notizia di oggi che è stata pubblicata su un giornale straniero, è utile tra l'altro collaborare con te e con amici che parlano diverse lingue, che poi è stato ripreso dal Guardian pure, è entrato in possesso dei contratti, pare, e la cosa è molto più grave, che loro hanno garantito intanto 23 anni. 23 anni, sì. E non uno scherzetto,
Amici bellini, sempre per l'onestà e umiltà che mi contraddistingue, non faccio parte del management delle squadre che hanno aderito alla Superlega e non ero l'avvocato che ha sottoscritto il contratto. Ho detto, quindi non è, tra virgolette, un problema mio. Ci sono degli impegni, è chiaro che io ve l'avevo anticipato domenica, nella migliore delle ipotesi saranno cause, cioè non se ne esce che si faccia, che non si faccia, che si faccia metà, che se là, e la situazione, se no non mi sarei permesso dopo l'Inter, no, dobbiamo introdurre questo argomento. Dipende da Morgan, da questa società, anche qui dipende dal loro grado di accettazione della sconfitta. Anche di rapporti che hanno, perché magari sono in ottimi rapporti, se non si è fatto nessun movimento di liquido dice vabbè, la prossima volta quando siamo più pronti. Se invece già si sono messi in moto una serie di investimenti, perché ragazzi qua parliamo di miliardi di dollari, esatto, miliardi di dollari, bisogna sottolinearlo questa cosa qua, quindi si muovono. Ragazzi, no, dobbiamo sottolineare che la notizia della Superlega è valsa alla Juve un più 7,5 in borsa, che sono stati 200 milioni. La notizia di Klopp, le prime crepe stamattina, è valso un meno 9. Non si scherza con le notizie, con le fake news, perché si muovono questi numeri che a noi casomai non significano nulla, poi leggi questa cosa, no? In realtà sono milioni veri che si bruciano o che si guadagnano, che significa che io poi sono costretto a fare una forte ricapitalizzazione attraverso l'Exxon, oppure l'ho avuto attraverso il mercato, no? Cambia dal giorno alla notte. Avete visto? Cioè, la notizia a mezzanotte, anche per quello, perché è dato a mezzanotte? Perché così io, se la davo la mattina inoltrata, non avevo quell'effetto in borsa. Cioè, tutto è studiato, non stiamo parlando di imbecilli. C'era già la Cina, ed è stato Soldini. Come no? Non ti aspetti una reazione così immediata di Klopp, che poi il giorno dopo ti è valso un meno che è stato superiore al più. Vai. Martin, che poi sarebbe Renato, non vinci più, no problem, you can always buy your way into the Super League. Ignobile, come dicevo in chat ieri, il sistema nordamericano è più equo. Martin si trova in Canada e conosce ovviamente le cose del mondo. Tra l'altro, grazie. Il sistema americano ha un aspetto che può essere positivo per certi aspetti e altri no. Però è da così, è sempre stato così e ha una sua logica, ovvero nessuna squadra c'ha il... Io non ti voglio distrarre quando chiamo la domanda, me la preparo, se no me la l'ho letta. Però è importante che vi dica questa cosa. Nessuna squadra c'ha il vivaio. I vivai sono le università. Questo da un lato è buono, da un lato è cattivo. È buono perché tendenzialmente attraverso lo sport tu hai permesso a molti ragazzi di laurearsi. Esatto. Tramite le borse di studio, anche se sono, come diceva qualcuno, ragazzi che poi diventano miliardari e mai faranno l'avvocato e il finanziario. Poi c'è stato anche qualcuno, no, che vuole guadagnare subito e non finisce gli ultimi anni del college e passa già come professionista. Però innanzitutto i Lakers, il Boston, Philadelphia, New York non hanno i vivai. I vivai sono le università di tutti gli Stati Uniti, che ovviamente hanno palazzetti meravigliosi, hanno anche allenatori che hanno veramente i mazzone della situazione, cioè quelli appassionatissimi. Sì. Come vi ho spiegato, col draft, che sarebbe il sorteggio detto in italiano, le ultime 14, perché i playoff sono di 16, no? Le ultime 14 squadre, quelle che non sono entrate nei playoff, vanno ai sorteggi, quindi si stabilisce chi è la prima, chi ha la prima scelta, e quindi attingono da quello che sarebbero i nostri vivai, le nostre prime. Ed è un sistema che funziona sia socialmente, è stato una sorta di ammortizzatore sociale, che sportivamente, perché poi Magic Johnson, andate a vedere tutti i grandi rookie, no? Michael Jordan. Da un altro punto di vista puoi dire funziona perché comunque sul territorio tu c'hai Charlotte, quindi non sei staccato dal territorio. Altre cose potresti dire, vabbè, ma così
le grandi società sfruttano di fatto i territori e i ragazzi, perché non è che nulla è perfetto, eccetera. Però è un sistema equo così. Certo. Io lo sottolineavo in diretta da voi l'altra sera, poi l'ho scritto nell'articolo. Se voi vedete gli ultimi 31 anni, e poi rispondo, quante squadre hanno vinto in Germania, in Italia, è mortificante, 5, 6, 5, 6. Negli ultimi 3 anni 11 squadre hanno vinto l'NBA. Non solo il fatto dei Lakers 3 volte, Chicago Bulls, 11 squadre, che ci sta. 30 sarebbe veramente molto parcellizzato, eccetera. Però ha vinto anche Miami, che era una società molto giovane negli anni, ha vinto Golden State, che era veramente la scapocchiona di qualche anno fa, e ha vinto 3 titoli intervellati da Cleveland. Hanno vinto società che fino a qualche anno fa, perché uno ha scritto, ho letto nell'articolo sempre del collega, citava i Lakers. È vero che i Lakers e Boston si detengono 17 titoli e 17 titoli, Boston quasi tutti però negli anni 60, eccetera. Ma Lakers prima dell'anno scorso per 5 anni non è entrata ai playoff, non ha vinto il titolo e ha fatto anche ultimo posto in tutta la Lega, una figuraccia incredibile. È impensabile che la Juve arrivi ultima per 2 anni consecutivi e per 5 anni negli ultimi. Ma se rispondiamo subito, se viene sciolta questa roba lì oppure se la fanno questa Superlega, io quello che ti posso dire è che De Laurentiis aspettava questo da una vita, perché lui continua a non avere un'idea del calcio. L'idea sua del calcio è un'idea che è un ibrido tra cinema, salotto, soldi, ecco, chiaramente piatto ricco mi ci ficco, però io continuo a essere contrario, quindi non mi avrete mai, non è che dice poi hai cambiato idea, non mi piaceva l'idea, manco a 20 squadre del Napoli chiamato nella Superlega, attenzione, che comunque aveva una logica, una Superlega a 20 squadre chiusa, aveva una sua logica, non mi piacerebbe comunque. Se lui viene chiamato, vedremo se viene, ma chiaramente lui ora come ora sarà indeciso perché rischi una sanzione e casomai manco ci partecipa, ma lui sognava quello. Da qui il silenzio della riunione, insomma, che viene fuori dalla riunione di ieri, dove l'unico che si è esposto almeno a fine riunione è stato Cairo. Sì, anche nella simpatia, perché poteva essere presa e lo è in fondo come battuta. Io ho detto, io lo temo, no, la dichiarazione. Ci siamo salutati così, tu mi hai fatto una domanda giusta, diciamo. Alla fine saggezza, è stato consigliato o era anche fortemente deluso da, mettiamoci le virgolette in corsivo, tutto quello che vogliamo, il tradimento di Agnelli, spiazzato, eccetera. Tutte queste componenti insieme, può darsi, eccetera. Si è morso la lingua. Dovete considerare che De Laurentiis ha una figura nella sua famiglia che è l'opposto suo, ed è la moglie. Donna squisita, educata, posata e anche molto tifosa del Napoli rispetto al marito, nonostante lei sia svizzera. Lei è veramente ed è l'opposto del marito. Quindi a volte è il calmiere della famiglia. Potrebbe anche aver detto: caro Lelio, amore della mia vita, sono sposati tanti anni, una bellissima coppia, hanno 3 figli, eccetera. Però è una persona che non viene mai nominata. Ci sono stati degli anni di crisi dove lei è intervenuta con le mogli di alcuni calciatori. Noi abbiamo avuto situazioni un po' difficili, vedete anche l'ultima separazione ennesima di Lavezzi, eccetera. Lei è un po' come la moglie di Bruscolotti, che è stato un personaggio ancora in vita, leggendario, era famose le mangiate a casa di Bruscolotti la notte, eccetera. Ed è una figura importante nell'organigramma, tra l'altro sempre nelle retrovie, per uscire alla Superlega. Sì, mi fido di Nino, sempre puntuale, l'avevo letto anche da qualche altro commento, quindi pare che il City si stia dando ufficialità alle voci. Questa notizia, vera o non vera, ma lo do per buona, nel senso non metto in dubbio l'onestà degli amici Bellini,
può essere importante perché si potrebbe creare una giusta differenza di sanzioni tra chi immediatamente comunque tu avevi aderito, comunque c'è un comunicato ufficiale firmato da tutte e 12, c'era già un sito pronto con tutte e 12 squadre, tutti i loghi delle squadre, gli stadi in sottofondo, eccetera. Quindi, a me mi fa ridere questa cosa, Guido, perché è un sito tra l'altro fatto con 2000 lire su WordPress, tra l'altro mi hanno detto anche facile da bucare a livello di sicurezza. Senti, ti posso messo dire che là a mezzanotte, veramente... quando l'ho visto, io, ecco, questo non ve l'ho voluto dire perché poi sembrava veramente che uno vuole infierire sugli altri perché tu non ne fai parte. Sono rimasto un po' deluso perché con le tecnologie veramente tu dai $1.000 a un ragazzo che ancora si sta laureando in informatica, ti fa cose meravigliose, per dire. Io ho avuto il dubbio che non fosse autentico, poi invece il sito era ufficiale, eccetera, perché ha detto possibile che sia... Capisco la scelta insomma, di avere una certa sobrietà nella grafica, e tra l'altro io amo la sobrietà nella grafica, ma lì non era sobrietà, mi sembrava, anche qui mettiamoci le virgolette perché siamo assolutamente pacifici, un po' poverello. Era fretta e furia, poverello perché... per una Super League. Hai capito? La Super League con un sito senza immagine, senza niente, ma senza soprattutto il formato. A me è questo che, quando poi sono andato a vedere l'intervista a Florentino Perez, dove lui non fa altro che insistere sul fatto che dobbiamo salvare il calcio italiano, noi siamo i salvatori del calcio europeo, il calcio in generale, ma non ci spiega chi altro sono le altre tre squadre che devono essere fondatrici. Non ci hai spiegato il sistema che avete pensato per invitare le altre 5. Dobbiamo dialogare con la UEFA per decidere. Allora, le avete pensate tutte? Oppure allora, avete fatto questo all-in? La prima possiamo pensare un'ipotesi. Valerio, ti ho perso? Sì, no, io ci sono. No. Ah, no, so. È che praticamente non hanno ottenuto l'accordo con le altre tre. Con le altre tre, però certo, dovevano per forza uscire prima dell'ufficialità della Champions League per togliergli, come avevo detto, il terreno dai piedi della Super Champions, e avranno lavorato fino all'ultimo perché forse loro ci speravano in Bayern e PSG. Chiaro. Questo specifichiamo nei ragazzi che sono le ragazze e i ragazzi che sono in diretta, è un'ipotesi molto plausibile perché mi sembra molto logica con tutto quello che è avvenuto e sta avvenendo. Il resto è di nuovo molto plausibile, però perché noi dobbiamo fidarci di quello che ci dicono. Veramente la UEFA non sapeva niente? È chiaro che la UEFA non può dire noi sapevamo, sia per prestigio sia per sponsor eccetera, deve dire che è anche nell'ordine delle cose siamo stati presi così, no? Però può darsi che c'è stata una lunga trattativa o breve. Chiaramente dovremmo avere delle dichiarazioni autentiche, ufficiali e veritiere da tutte e due le parti, ma li avremo mai? Vatti a fidare. Ringrazio Tore Falanga, il parere da designer non richiesto, Yevney Press è probabilmente è proprio quello che sarà. Avevo letto un commento di un atalantino, fammi vedere, da atalantino sono in parte dispiaciuto, ci stavo facendo la bocca con questa cosa di una Serie A senza quelle tre, e mi lego a questa considerazione, Guido, ma non è detto, perché loro avevano comunque dichiarato immediatamente noi la Serie A la vogliamo fare, quindi lì stava alla UEFA decidere e tutto sta alla decisione che prenderanno venerdì, perché da quella poi si sarebbe potuto intuire la decisione anche sulle leghe nazionali. Allora, questa osservazione, Valerio, secondo me è il cardine di tutti i discorsi sul calcio, e l'Atalantino non si è reso nemmeno conto, secondo me, fino in fondo di quanto è importante quello che ha detto, perché di primo, secondo, terzo, quarto, quinto, decimo acchitto un vero tifoso reagisce molto male
a tutto quello che è successo in questi anni, e quindi è anche, come posso dire, non solo doveroso e giustificabile, comprensibile che uno dice no, tu non devi più stare in Serie A, cioè. E io ti dico che sarebbe giusto. Io ho fatto una battaglia persa, perché se no Calciopoli, mi sembra che ne parlammo proprio con te, la cosa importante era mai più vanno riscritte le regole, vanno cambiati tutti i soggetti che ne hanno fatto parte, anche quello onesto. Quando succedono cose molto gravi, ragazzi, anche la persona onesta che ci deve passare in mezzo, tu devi fare tabula rasa dall'usciere al presidente della Lega Carraro, tutti, perché hai detto tu comunque facevi parte di quel mondo, e mi dispiace, sei capitato male, hai detto, no? Ma non basta cambiare i soggetti, i protagonisti, vanno riscritte le regole per non far riaccadere mai più una cosa del genere. E come dissi, vanno riscritte in maniera trasparente, in modo tale che qualunque errore non darà mai adito a speculazioni, dubbi, incertezze e disaffezione. Perché poi, cari Fiorentino e soci, la disaffezione, siete sicuri che è per le vostre ragioni o perché piano piano una persona, c'è chi veramente tifoso e alla fine dice no, ma io me la vedo lo stesso la domenica nonostante tutti i torti, e chi al 10° torto incomincia a vederne una sì, una no, poi ne vede una sì, altra partita dubbiosa, ne incomincia a vederne 3 no, eccetera. Quindi è giusto che uno dice no, queste società dovevano andare fuori, e concludo, come dovrebbero andare fuori. Non mi basta. Non è risolvere tutti i problemi del calcio che ci sono. Allora, Valerio, ti dico perché aspetta che vabbè, te lo dico dopo. Sempre se andate a vedere, mi sembra che poco più di 30 e passa punti. Se noi prendiamo la classifica dell'anno scorso, non apro i file, poi se sbaglio di qualche punto mi correggerò. Vai a memoria che Gli ultimi sicuramente 10 classificati e gli ultimi 10 di quest'anno hanno più di 30 punti di differenza. E noi continuiamo, io su questo punto insisto come un rincoglionito, però è il punto. Quindi sono società che sono sempre meno competitive rispetto a società che sono sempre più indebitate, ma per questo sono più forti. sono comunque più Quindi competitivi. il problema, e concludo, non è escludere, sanzionare o non fargli nulla a queste società. Houston avevamo un problema enorme, si è manifestato una cosa che è più di enorme, è un universo. Quando ci sediamo e riscriviamo realmente le regole del calcio, cambiamo i soggetti in modo tale, senza citare l'NBA, su 10 volte vincono sempre le più forti, ma veramente ci sarà la possibilità che un Cagliari e un Atalanta possano vincere. Io ti dico, è impossibile, perché il calcio è diventato un ibrido tra industriale e finanziario e non si torna indietro, perché tra l'altro stanno girando soldi, sono soldi che molti devono ovunque, però non facciamoci prendere né da quelli che giustificano tutte da queste emozioni, né quelli che ci vanno radiate, perché a te piacerebbe un campionato senza Juve, Inter, Milan? No, Io vi no, dico, ma infatti non è quello il problema, perché se noi non puliamo realmente il sistema, domani la nuova Juventus può essere, non cito nessuna squadra X perché non voglio prendere mai con nessuno, no, ma hai non è ragione. domani e dopodomani, ma noi non abbiamo sanato il problema. Si crea di nuovo con un'altra, però è anche vero e in questi giorni dove abbiamo dormito poco, noi che ci teniamo alla stabilità e a questo sport, l'idea di un campionato senza quelle tre non mi entusiasmava, nonostante uno pensa magari è più pulito. No, perché se io poi vincessi un campionato senza Milan, Inter, Atalanta e Juventus, non è più il campionato italiano, non è più la lotta contro quelle squadre che rappresentano il vertice, non è più la rivalsa sociale che era all'epoca. Sai qual è dici bene Valerio, sai qual è il ricatto psicologico? No? Quello che nella vita io ho avuto, per esempio, tra i tanti maestri inseriamenti, non ti devi mai sedere al tavolo di poker quando hai dei portafogli sbilanciati.
E sembra, ha detto una cosa che fa sorridere, che si è creato un sistema sbilanciato, e più lo è sbilanciato e più lo è sbilanciato. È chiaro che di nuovo emotivamente vincere un campionato senza quelle tre ti sembra di aver vinto un campionato minore. Ma perché si è creata questa situazione? Fino agli anni 80 è chiaro che Juve, Inter, Milan avevano vinto tanto, ma la forbice si è pericolosamente allargata dal 92, dalla vittoria dopo la Sampdoria, eccetera, perché se andate a vedere quanti, no, come anche nelle altre leghe, cioè comunque ci sono altre leghe, vedete, dove anche la Spagna, no? La Spagna dobbiamo gioire quando vince l'Atletico, no? E dobbiamo gioire, ma l'Atletico comunque è una grande società, detto, è la più povera rispetto al Real Madrid e Barcellona, ma è sempre una grande società. Detto, quando tu poi crei un campionato dove una squadra ne ha vinti 38, 39, 36, anche questa cosa che non si capisce ti fa capire la debolezza di una lega, di una federazione, perché mi ricordo esimi colleghi hanno fatto una campagna a favore dei nuovi vertici, Sibiglia, eccetera. Il vento sta cambiando, il vento a favore dei talenti. Io ho detto ok, voglio vederlo. Per me la prima cosa all'ordine del giorno della nuova assemblea che si insidia è tema Juventus, signori, dovete togliere quegli scudetti dalla carta intestata, dal sito, dallo stadio, eccetera, perché io investitore estero non vengo a investire in un campionato dove non si capisce quanti scudetti sono stati assegnati. Ve lo dico, non è mai stata messa all'ordine del giorno, non è stata richiesta e non è stata accettata, non è stata mai messa all'ordine del giorno, quando doveva essere la prima cosa. Allora, chi ha citato l'NBA? Ma vi pare possibile, secondo voi, che una squadra NBA si attribuiva un titolo non vinto? David Stern la radiava immediatamente, oltre che parla di milioni di dollari. Cioè. Ecco, noi siamo vittime di un sistema che ha permesso troppe iniquità. E chiaramente poi hai creato più tifosi per quelli che vincono più, perché casomai non tutti hanno la forza d'animo di sopportare le sconfitte e quindi ti scoccia perdere sempre, no? Ci sono tifosi più tifosi meno tifosi più appassionati e tifosi più volubili. Gli stessi tifosi, a volte juventini, ne conosco tanti milanisti, quando le loro squadre andavano male, no, ma a me il calcio non interessa. E sparivano come spariscono. E quindi, per rispondere, il vero punto è che calcio vuoi nel futuro, cioè dove si gioca, perché poi fidati che se si gioca molto bene e tu vedi squadre che non ti immaginavi che giocano un calcio scintillante, tra l'altro ti fanno il sedere e tu dici ma come, io sono il Napoli, è arrivato sta andando molto bene Dennis che ha 40 anni, l'anno scorso è andato in Serie B con la Regina e sta in centro classifica la Regia neopromossa, ed è una bella favola. 40 anni c'ha German Davis, che è tornato dall'Argentina in Italia a salvare, poi far andare la Lega Pro, sono belle favole. Allora casomai vai in Serie A una squadra del genere e ti vince uno scudetto giocando un calcio scintillante, te lo dimentichi. Il ricatto è che oggi nessuno di noi può immaginare e riesce a immaginare un calcio senza il Real Madrid, perché il Real Madrid 13 Coppa dei Campioni, ma chi l'ha creato il Real Madrid? L'abbiamo creato noi il Real Madrid, facendogli lo scendiletto. Alla fine il Real Madrid deve ringraziare tutte le squadre che si sono fatte battere, perché comunque erano agnelli sacrificali. È chiaro, tu lì, e lo dico da sportivo, non da tifoso, la Lega mi ha permesso, doveva dire Houston 1, 2, 3, non chiaramente creare situazioni né illegali né antisportive, ma in realtà li ha fatti al contrario. Houston, abbiamo un problema, noi una squadra non può vincere 1, 12, 13 titoli, quanto sta vincendo la Juve. È chiarissimo. Ringrazio, prima che me li perdo, l'amico Bevo, che tra l'altro mi ricorda anche di bere, dice comunque non è detto, niente ancora è firmato. Dobbiamo sempre valutare, amico mio, perché sono i cambiamenti, le evoluzioni della situazione avverranno di minuto in minuto. E ringrazio anche Blase Igor che dice domani con che faccia giocano Milan, Inter e Juve.
Ragazzi, e qua la questione non è con che faccia giocano, la questione è ancora in divenire. Noi ancora non sappiamo se queste squadre si devono qualificare per la Champions League l'anno prossimo o se stanno ancora sempre in Super League. Valerio, intanto ringrazio Igor. La domanda, Igor, l'abbiamo già risposta, forse non siamo stati chiari. Avete falsato si collegano, non ti preoccupare. Avete falsato il campionato. Avete falsato il campionato. Questa è la prima cosa che uno si deve dire alla mattina riguardo al calcio. Perché? Che fai? Giochi con cattiveria? Non sarebbe manco giusto che a questo punto una squadra avversaria ce l'ha a morte. Io ho il terrore, io non vorrei arbitrare a questo punto una partita del genere, non perché non sono capace, perché rischi di avere una partita elettrica oppure una partita dove l'altra squadra dice: sapete che faccio? Io non manco mi impegno. Questo volevate fare voi, addirittura la perdo, non la perdo apposta perché mi hai tolto il nervo, oppure al primo fallo così, boom, un calcione che non è manco giusto, cioè è creato una situazione da tutti, perché può essere una partita correttissima e anche giocata al massimo delle potenzialità, può essere una partita svogliata, può essere la squadra che rischia l'esclusione, perché comunque tu hai creato qualcosa che destabilizza. Guido, ma io voglio sapere i giocatori se sapevano già, io voglio sapere se il campionato che hanno giocato finora, la Juventus, i giocatori della Juventus, l'Inter, il Milan, l'Atalanta, sapevano già che stavano lottando per qualcosa che non ha senso, oppure no? Perché mi aiuta il cinema in questo, fortemente, sia come citazioni che come storico, eccetera. E anche il fatto che ho studiato sociologia all'università. 2 persone non possono tenere un segreto, Valerio. 3 persone, ed è la citazione, è una folla. Ti ho risposto. Ok. Quindi finora possiamo dire che loro sapevano di doversi conquistare un posto. No, io spero che posto di qualcuno sì, ma perché ce lo insegna. Cito il cinema non perché palle. Il problema è domani. Lo collegavo alla sociologia, che invece è una scienza, detto che c'è proprio questa poi massima: 2 persone e 3 sono una folla. Qua stiamo parlando, comunque già ci sono 12 presidenti, vicepresidenti dei collaboratori, non scherziamo. Non lo sappiamo, dobbiamo rispondere. Emanuele Simeoli, che ringrazio, ci saranno conseguenze per i club se cade tutto e dobbiamo aspettare. Secondo me da venerdì avremo un'idea più precisa, però ancora non sappiamo se la UEFA interviene solo a livello europeo o anche sulle leghe singolarmente. Non si può immaginare. Signori, vedo che i like scarseggiano, lo so, non è la live dei like, ma noi qua stiamo cercando di fare ipotesi di scenario, di fare informazione per quanto possibile e di anche far venire persone nuove che evidentemente si trovano a passare. Voi non mi conoscete, io sono Valerio Fluido da New York, ho l'onore di avere il giornalista Guido Gentile che ci aiuta nelle analisi in maniera, per quanto possibile, visto che le notizie cambiano di minuto in minuto, e capire quale sarà la conseguenza di tutto questo, perché veramente la rivoluzione è partita a prescindere. Guido, non so se sei d'accordo, cioè che si faccia o non si faccia, il dato è tratto. Sì, perché per esempio io negli anni, perché a me piace poi fare proposte vere, visto che poi è lasciato all'intelligenza, l'imprenditorialità, la buona volontà, tutto quello che volete dei singoli, e a volte non funziona bene. Vedete il caso negativissimo del Napoli. No, me li prendo ogni tanto, sono considerazioni che non... Sì. Io avrei imposto che le società dovevano investire il 15% del fatturato, 15 dico una cifra là, ogni anno nei vivai. Te lo metto per legge. Poi una società vuole investire di più perché ci crede di più in virtuosa, ma intanto lo devi per legge. È una delle proposte, diciamo. Non queste quote stupidissime, il 5%, perché poi queste quote che poi abbiamo messo, no? Tipo devono giocare 5 che vengono là. No, io sono per come l'NBA, non che mo lo sto paragonando. Poi alla fine l'NBA è diventata una lega dove quasi tutti sono afroamericani.
ma non per razzismo, perché sono più forti. Certo. Alla fine è giusto, perché Oscar Robinson, il più forte giocatore di tutti i tempi, era Oscar Robinson. Poi dice Michael Jordan è diventato lui il più forte giocatore, però non ci sarebbe stato, disse Michael Jordan, senza Oscar. In mezzo ci possiamo mettere un Magic, Karim, poi è arrivato Kobe Bryant, ma ci sono stati Shaq, tantissime cose, adesso LeBron, cioè, sono forti, sono spettacolari, ed è giusto così. Tu pensa quando all'inizio erano tutti bianchi e i neri non potevano giocare. Oppure dovevi metterlo uno per non far vedere che fare razzista. No, il più bravo, il più talentoso deve emergere. Ma stiamo scherzando, se no non è sport, se no è imbroglio, no? Quindi, di nuovo, il 15% delle società, perché poi casomai quello non arriva in Serie A, ma si fa una buona Serie B e comunque tu stai emancipando socialmente una persona che casomai poteva finire in mezzo alla strada in brutte situazioni, soprattutto in ambienti come con la Puglia, come la Campania, pensate i vivai da morire in regioni come la Calabria, la Sicilia, diventavano ammortizzatori sociali. Quindi io, per esempio, prima cosa che avrei fatto, se fossi stato presidente della Lega, eccetera, non meno del 15%, poi dice non posso sottrarre tante cose, però il 5% su quelle cose ridicole, il 15% non meno del 15%, ogni anno, che significa anche pagare gli istruttori, pagare gli allenatori, e quindi tu dai degli stipendi a dei seri professionisti che possono crescere, possono studiare, perché poi si informano, si aggiornano, eccetera. Cioè far funzionare un vivaio diventa veramente una bella macchina e non solo per fare plusvalenza. Questa è una cosa che io avrei fatto, non è stata mai fatta, prima ancora dello stadio di proprietà. Ti giro i complimenti di Luca Reardi, che te li voleva fare per la professionalità e intelligenza, ci teneva. Ovviamente Guido, e lo dico a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, io finché ho ancora il tempo, molti di voi insomma abbiamo un rapporto anche in privato, e ti riporto pubblicamente le parole anche di quelli che mi contattano in privato e ti ringraziano per i tuoi interventi, perché è un momento diverso dagli altri che ci aiuta un pochino a tutti. Ufficiale, Woodward lascerà il Manchester United a fine 2021, quindi facciamo non un'errata corrige, ma insomma le dimissioni di cui parlavamo a inizio live, che parliamo del vicepresidente esecutivo, non del presidente del Manchester United. E continuo a leggere giusto per essere un pochino più preciso. Questo è il suo commento a proposito della fine: sono estremamente orgoglioso di aver servito lo United, ben posizionato, bla bla bla. Quindi può essere anche che questa cosa non sia strettamente legata alla questione della Superlega o alla presenza, insomma. Anche se quest'anno sportivamente il Manchester United è secondo in classifica e semifinale di Europa League, quindi sta facendo storicamente vi posso dire è brutta notizia per la Superlega, se bollano tutte le inglesi, l'Europa League, competizione che io stimo molto e apprezzo molto, contrariamente a quelli che la snobbano, però è molto dura e solitamente chi fa una buona Europa League stenta un po' in campionato, oppure ha dovuto lasciarlo il campionato. Quindi è molto più difficile portare avanti contemporaneamente Europa League. Andate a vedere nello storico, no, negli ultimi anni. Quindi Manchester United quest'anno sta facendo una signora stagione. Noi parliamo sempre di campionato, invece sarebbe più corretto, come faceva Benitez, di stagione, e valutare un po' tutto. Queste notizie si aggiornano di minuto a minuto. Sì, ringrazio Fabio. Anche se l'abbiamo detto prima, però può darsi che quell'amico Bellino si è presentato a metà della conversazione sulle sanzioni. Aspettiamo venerdì, però ci fa dire una cosa in più, perché la metteva anche con una sfumatura diversa. Dobbiamo capire queste sanzioni, e per me è molto importante, da chi vengono, se sono omogenei, perché come scrivevo nell'articolo, per me era un segno non di debolezza in assoluto, ma poteva inserirsi le 12 come segno di debolezza. Avendo
coinvolto più federazioni, e potevi avere che la federazione italiana, cosa che mi aspetto un po' di reagiva in un modo, quella inglese in un altro, e la UEFA ha detto no, dovete far così, e c'era un litigio tra Italia, Francia, Germania, Inghilterra e Spagna. Quindi bisogna capire chi le prende, tipo la UEFA dice queste sono le sanzioni e voi federazioni le dovete applicare per tutti. Dobbiamo capirlo questa cosa, ma non lo decido io. Certo, interessante anche lo spunto che ci dà Falco. Le inglesi stranamente dopo il messaggio di Boris Johnson hanno iniziato a indietreggiare, che fa anche il paio un pochino con quello che ha detto mio padre a inizio live, perché forse non si aspettavano nemmeno la reazione a livello della politica, oltre che a quella dei tifosi, che tu dovevi dire sì vabbè, mi può dispiacere per il tifoso così, ma a me interessa il consumatore finale, ci sono più magari ragazzini che tifosi romantici, non mi interessa. Ma quando interviene ovviamente la politica, quindi ci sono altri tipi di interessi anche economici e di rapporti tra società e politica, ovviamente cambia tutto. Scusate, noi dobbiamo molto vergognarci, e non è mai bello nella vita, di come si è comportato il calcio nel momento più drammatico degli ultimi 100 anni dell'umanità, perché un periodo con una pandemia non l'abbiamo avuto dal 1920, quindi sono 100 anni. E visto che io non ho voluto infierire né nella diretta e né nell'articolo, che è stata citata continuamente a sproposito, bene, l'NBA si è fermata, l'NBA ha fatto concretamente, economicamente, solidarietà sociale con milioni di dollari veri, aiutando. L'NBA ha fatto continuamente attraverso le sue star messaggi sociali, no? Di supporto, di informazione, mascherina, quando casomai avevi un presidente che invece vabbè, un'altra cosa. L'NBA poi ha ripreso in una vera bolla. Si sono chiuse tutte le squadre a Disney World e hanno finito il campionato, non uscendo da Disney. Perché se la dobbiamo citare, prendere in mezzo questa NBA, infatti non è la prima volta che la usano, la bolla si fa in NBA, ma ragazzi, con parametrate. È parametrato. Certamente. Il calcio italiano ha ripreso con le stesse regole che l'avevano portato a dover giocare perché non aveva finito di pagare partite che si erano presi, insomma, cosa che ci siamo detti, facciamo missis. Ha rifatto la stessa cosa in questo nuovo campionato e addirittura questa figuraccia della scissione, dimostrando continuamente, e io l'ho giudicata, ne parlai, mi arrabbiai, non arrabbiai, nel senso fui molto duro quando quell'ospite, diciamo così, non era un amico bellino, disse voi il protocollo eccetera eccetera, dimostrando poca sensibilità nei confronti di chi soffre, di chi è morto, di chi ha visto parenti non potendo ristringere la mano, di un mondo che sta soffrendo economicamente, ma soprattutto di non capire le cose, no? Perché il calcio, e concludo, si è dimostrato presuntuoso, e qui non c'entrava ancora la Superlega, come se fosse una entità a parte slegata dal mondo, con delle sue regole, non solo diciamo sportive, ma anche, basti pensare, calciatori che se ne vanno a festeggiare il compleanno della fidanzata a Courmayeur, invitando amici, cose, cioè sbagliatissimo, detto. E di nuovo hai queste situazioni che ti sembra di vivere al di fuori dal mondo. Dice, ma voi non vivete nel pianeta Terra. Allora, perché ho detto questo? Perché forse Boris Johnson ha richiamato non solo all'ordine, ma anche alla gerarchia. Siete una bellissima lega, Premier, campionato della Francia, ma siete una lega privata e non siete il mondo. Giocate a pallone, prendete soldi per giocare a pallone, che come Gattuso quello è stato molto sempre onesto, è una cosa bellissima, siamo fortunati, ma non è che non ricadete nelle regole dell'ordinamento giuridico dell'Inghilterra. Quindi secondo me è stato un intervento molto importante e anche ribadire, detto, le vostre azioni hanno conseguenze da un punto di vista etico, morale ed economico. Certo. Lionel ci dice: dov'è il rispetto dell'etica sportiva? Se hai difficoltà economiche devi vendere i calciatori, ridimensionare, non cercare di imbrogliare le altre società. No? Allora, io costantemente l'ho detto nei miei interventi e spero
degli amici Bellini non risultare né prolisso né noioso. Insisto sui 2 punti nella mia vita e carriera: la trasparenza nello sport, che non significa non poter sbagliare, e oltre che l'equità, la giustizia significa permettere a tutti in astratto, perché il diritto funziona in astratto, ovvero il diritto come funziona, ragazzi? Funziona che io non devo prevedere il caso di Valerio, prevedo il caso del furto della mela. Poi la ruba Valerio o la ruba Guido si va a vedere nello specifico, casomai Valerio era in una situazione di indigenza e Guido invece l'ha voluta fare perché un figlio di papà voleva togliersi l'ospizio, e va a vedere nello specifico. Però la legge non prevede il caso del singolo, prevede astratto. Ecco, io mi piacerebbe applicare questo anche nello sport, in modo tale che tu in astratto hai le stesse possibilità di tutti. Come posso garantire queste stesse possibilità? E rispondo alla domanda. Una delle cose che non è etica è giustizia, secondo me, cioè giustizia in senso di equità. Beh, ad esempio, che io posso essere anche bravo a indovinare, cioè Napoli fu bravo a indovinare Zola, dalla C, dalla Turris, quindi non è che dovevi prendere che il giocatore italiano votato come il giocatore del secolo più bravo nella Premier League, non nel campionato, no? Quindi tu puoi avere la bravura, l'intuito, l'intelligenza, il sapere sportivo di andarti a prendere dei talenti, eccetera. Quindi non è che per forza i soldi. La cosa importante però è che, secondo me, ma non funziona manco nella vita, è che tutti devono pagare tutti. Io non posso non pagare i giocatori, perché se io non pago i giocatori è molto più facile, e nessuno mi dice nulla, a parte che io a questo punto me ne prendo 3 di top play, e il Chievo invece non ha questa possibilità come il Bologna. Quindi, per risponderti, non è tanto una questione di etica, che spesso non c'è, è una questione di regole scritte bene, applicate bene e concepite bene in astratto, e non a favorire i club più potenti, perché già il fatto che tu dici vabbè, la Juve ha vinto di più, il 52% dei diritti televisivi va alla Juve, e non ne usciremo mai fuori, perché tu non permetterai mai al Chievo non di vincere, ma manco di avvicinarsi al sogno di vincere. Interessante anche quello che in realtà era un dubbio che era venuto anche a me, cioè nel senso non ho visto posizioni, ma perché forse non sono state fatte le domande. L'unica posizione che è uscita fuori, leggendo la domanda, c'è qualche giornalista che ha provato ad intervistare i dirigenti delle italiane coinvolte, ma anche quelle non coinvolte, dico Mauro, nel senso che abbiamo sentito il parere di De Zerbi, perché De Zerbi era in conferenza pre-partita fondamentalmente. Sai, però una cosa, una vigliaccata, esco fuori traccia e chiedo scusa a Mauro, me l'hai fatta venire tu, Mauro, questa considerazione, proprio ve la dico in diretta, non so se è stato fatto apposta o meno, quindi insomma, intanto vi trovate a giocare una bella domenica a stati vuoti, perché lì ci sarebbe stato forse un 50-50, un 30-70, non so, ma non 100% a favore di questa cosa. E intanto perché diventa poi difficile giocare. Io sarei andato allo stadio e avrei fischiato tutte le azioni, a prescindere. Fischiare è un atto, solo fischiare, tu conosci la mia posizione contro a qualunque forma di violenza, anche verbale, però fischiare, come succede anche nel teatro o nella lirica, hai preso una stecca, io pago fior di ti applaudo, standing ovation, invece la forma di dissenso, perché non hai garantito quella qualità che io mi aspetto da te, tenore, eccetera, e il fischio il massimo. Sarebbe stato giusto fischiare tutte le azioni, detto di chi ha detto, perché questo non è il calcio che vogliamo. Però, per risponderti, sono gli stessi dirigenti che poi hanno permesso tutto questo sistema, perché si lamentano tipo degli arbitraggi, però non ne siamo mai venuti fuori. Poi alla fine Orsato ha fatto quella comparsata in TV ed è finita lì, e abbiamo visto domeniche di delirio, di errori su errori, cioè domenica, non per ricriminare, c'è un rigore clamoroso nel primo tempo, che hanno messo una gamba in mezzo alle gambe di Insigne, non ho voluto manco parlare in diretta perché secondo me non mi fregava niente ormai della partita, ma quello è rigorissimo netto, ma
dove è la cosa molto bella. Io vi consiglio, se avete la possibilità, una cosa che a me ha fatto crescere molto professionalmente, di vedere le partite con l'effetto stadio. Ora mi prendo l'antipatia, perché quando ero giovane incominciai a notare che i commenti erano molto diversi dalle azioni, e l'effetto stadio ti fa, oltre a vivere in maniera più surround, no? È coinvolgente la partita, il suono del tocco del pallone. Poi passo addirittura successivo, ed è molto utile conoscendo le lingue, quando tu senti i commenti inglesi, tedeschi, che sono totalmente diversi da quelli italiani. Per esempio, quelli inglesi sono di una terzietà e professionalità inarrivabile. A parte che casomai non sono coinvolte nell'una né nell'altra squadra, ed è abbastanza imbarazzante. Poi veramente sembra se tu non vedessi le immagini. Uno può fare anche questo. Io ho fatto tanti esperimenti nella vita proprio per cercare di essere più equidistante a 360 gradi. Non lo si sarà mai, non se l'arriverà mai, eccetera. Se tu non vedi le immagini e senti i due commenti, perché ovviamente se vedi le immagini veramente due partite diverse, e non è possibile. È vero, io mi sono accorto questa cosa da quando sto qua, e a volte mi capita di sentire il DAZN in inglese, e quindi mi rendo conto di questa cosa qua. Quando lo sento in tedesco non sono nemmeno influenzato dal commento inglese, perché il tedesco non lo capisco, quindi per me è un rumore di fondo la telecronaca. Oltretutto non è così invasiva, parlano poco, lasciano molto di più giocare e guardarti la partita. E sono molto severi sulle sceneggiate. Mamma mia, è bravissimo, bravissimo, io lì stavo arrivando. Perché... E soprattutto sono molto storici, sono molto guidi, nel senso che si ricordano tutti. Madonna mia, incredibile, incredibile la conoscenza che hanno i telecronisti inglesi di quello che è successo in tutta la stagione, e storicamente anche delle singole squadre, perché poi quando me la vedo in inglese mi guardo anche Napoli-Crotone e sanno tutto di quello che è successo, di tutto, sanno della situazione e ne sanno pure più di quelli che in Italia. Ma molto io spesso... te l'ho detto, professionalmente inarrivabili, te l'ho detto, perché quando ci sono delle professionalità elevate è giusto segnalarlo, è giusto applaudirli, è giusto prendere esempio, è giusto dire bisogna essere bravi così, bisogna migliorare. Non è che ci sono solo i cani, io nome e cognome dei cani non li farò mai, però ci sono delle professionalità che dimostrano come c'è un modo vero di raccontare lo sport. Io ho sempre detto, invece, parlando nell'Italia, ma perché in Italia non possiamo avere Flavio Tranquillo e Federico Buffa nel calcio? E molto spesso io mi sono trovato anche a capire, a intuire perché l'opinione generale della chat, ma ora non parlo della chat mia, ma di quello che succede nei social, molto spesso viene indirizzato anche in maniera involontaria. Non è colpa, non è che non lo fai consapevolmente, ma se hai sentito un certo tipo di telecronaca ti sei fatto un'idea della partita. Io se guardo la partita live e non sto ascoltando nemmeno Adani, nemmeno un compagno, nessuno, è solo quello che vedo io. E purtroppo so che sto anche influenzando chi sta seguendo me, e non vorrei farlo. Per esempio, e lo faccio tranquillamente, per la partita con l'Inter, io ho visto una partita, Guido ne ha vista una sua, Paolo Del Genio ne ha visto un'altra, e ti parlo di 3 persone che guardano le partite in un certo modo e lo fanno in diretta, nel senso che Paolo Del Genio non può rimangiarsi quello che ha detto come commento, perché lui fa la telecronaca. Quindi se lui l'ha vista così e che pensava che la sostituzione fosse sbagliata, non se lo può rimangiare il giorno dopo. Io ho ritenuto quelle sostituzioni giuste per non prendere gol, Guido le ha ritenute in un altro modo, eccetera eccetera, ma lì sta come si dice? Giuste, ma con minutaggi troppo prudenti, ho detto. E lì, capito? Ma lì poi c'è il commento a quello che succede, ma quello che succede non te lo puoi più rimangiare, perché lo fai in diretta, e questo fa tutta la differenza del mondo tra chi poi si trova a fare il commento e chi lo fa in diretta. Fammi specificare una cosa. Questo è anche il bello del calcio, se c'è onestà e preparazione. Quello io la trasmissione dove collaboravo mi citava sempre come ghostwriter,
diciamo, l'uomo dei numeri fissato. In realtà poi io non sono un fissato dei numeri, sono un scrupoloso e ho un grande senso di responsabilità nel lavoro che svolgo, anche nel cinema, nel senso che chi ha una funzione formativa può far danni e può insegnare male a una persona. Cioè, se io ti dico che Schindler's List è diretto da Roman Polanski, poi tu dici alla tua fidanzata o tuo amico che Schindler's List è diretto da Roman Polanski e quelli diranno là. E quindi io devo starmi accorto a non insegnarti una cosa sbagliata, che è diverso da un altro tipo di lavoro. Non è che il mio lavoro è più importante o più bello. Mia nonna mi ha insegnato che tutti i lavori, se onesti, hanno veramente pari dignità ed è un grande insegnamento che mi ha lasciato. Però ci sono dei lavori che sono molto delicati, cioè il meccanico ti può sbagliare a montare l'iniezione e si rompe la tua macchina perché l'ha montata male, finisce lì. Un professore o un giornalista può creare un filone di ignoranti. Certo. Questa, diciamo, spero di essere stato preciso. Allora, una cosa che non mi è mai piaciuta nel calcio è che convinzioni date per assodate al pubblico sono basate non solo sul nulla. Io feci un esempio segreto a Valerio, adesso ve lo riportiamo perché poi sono successe nel corso del campionato e lui sa che dice no, tu me l'hai detto molto prima, su dati irreali. Allora, se intanto partiamo su dati reali inequivocabili, veri per tutti, Valerio, Guido, Paolo Reggiana, su quello poi è giusto poter fare un'analisi, ma intanto un'analisi basata su pilastri di cemento armato. È grave quando, perché se no dice no, tutti hanno diritto alla propria opinione, è una frase che mi fa andare in bestia. Tutti hanno diritto alla propria opinione se intanto questa opinione è onesta ed è basata su dati reali, perché se io la baso su cacchiate, anche se sono una persona onesta, però sto indirizzando. Allora io raccontai questo esempio a Valerio, c'è un esperimento, che quando ci fu la famosa gomitata di Ibrahimovic, se voi la vedevate senza commento era una cosa, col commento un'altra. La cosa grave fu non tanto la gomitata ad espulsione, punto, non era manco da parlarne, o il VAR che non è intervenuto, vedete. Ma quello che mi ha preoccupato è stata l'analisi di tutti gli arbitri, dove tranne uno, tutti hanno detto che non era espulsione. E hanno detto che non era espulsione per queste due ragioni. Perché l'intervento non è violento, non è cattivo, come se loro fossero la guancia, perché ha preso in pieno volto lì. E non è violento, non è cattivo, questo è il passaggio importante, vedete come si ragiona, perché Ibrahimovic non è un giocatore violento. Quindi il dato reale, assodato, che io do per scontato per tutti, e Ibrahimovic non è un giocatore violento. Siccome Ibrahimovic non è un giocatore violento, io posso dirvi che, io vi sto facendo la ricostruzione al contrario, che non poteva essere un intervento violento. Quando tra l'altro lui si gira la testa, prende col gomito così e non con il braccio largo, al pugno chiuso, se vi andate a leggere le direttive FIFA e UEFA, segnalano agli arbitri che se c'è un pugno chiuso, quello è condotta antisportiva, espulsione, 2 giornate. Allora io che ho database dappertutto, proprio per non sparare puttanate alle persone, vi dico che negli ultimi 20 anni, dei 5 campionati maggiori dell'Europa, Ibrahimovic è l'8º giocatore più violento, tra virgolette, pur avendo disputato 2 stagioni non in Europa ma in Lega Americana. Al primo posto c'è Sergio Ramos. Quindi non solo il dato reale, Ibrahimovic non è un giocatore e campanellare, ma è tutto il contrario. Nel corso dell'anno Ibrahimovic si è fatto buttare fuori varie volte e ha litigato pure in allenamento, perché poi si fece buttare nel derby in Coppa Italia, si è fatto buttare fuori là. No, vabbè, stavo prendendo commenti quindi, che ci azzeccano quello che dici. Questo è, diciamo, un modo, secondo me, che è stato nel corso degli anni molto sbagliato di influenzare e ovviamente poi tu vai allo scontro, ci sono tifosi che poi la verità che poi non è, inizialmente, soprattutto verità che non ti piacciono, tu le rifiuti e quindi hai di primo la prima impressione è quella no, falliti, eccetera. E invece uno deve dire, ma attenzione, ma perché Valerio mi ha detto questa cosa? Fammi andare a controllare. Poi tu scopri invece che erano 5 punti, non 10 come pensavi.
Ad esempio, se non andate a controllare su Google o Wikipedia, vediamo a fare questo esperimento. Mi sapete dire uno dei 2-3 giocatori più corretti negli ultimi 20 anni, dei 5 campionati, che non viene mai citato per questo suo pregio in Europa? Eppure non viene mai citato. Cioè Ibrahimovic e altri giocatori vengono dati per assodati che sono correttissimi, lui che lo è stato veramente, no. Vi diamo un minuto di tempo, però non vediamo se lo beccano gli amici bellini. Nel frattempo dico a chi si sta collegando adesso benvenuti, lasciate un like, iscrivetevi al canale perché qua si fanno cose serie. Di ufficiale abbiamo che il City lascia la Super League, è finita insomma questa riunione e pare che tra un po' parli Perez, mi ho letto. Arriva qualche risposta in merito. Qualcuno dice Insigne, Paolo Di Canio, Marek Hamsik, Messi, Zanetti, Pepe, Zanetti, Insigne, Yusai, Lem. Vediamo se qualcuno. Yusai il più corretto, Del Piero, Lewandowski. Allora, date per ufficiali, perché quindi sono state totalmente invertite invece le notizie di qualche minuto fa, che l'unica che ha dichiarato l'uscita è il City, invece il Barcellona farà votare i soci. Ok. L'Atletico va avanti, quindi non si dimette, e il Chelsea ci stanno pensando, quindi queste sono le notizie ufficiali. Quindi tutto molto in fieri. Quindi un bel terremoto, ancora di più. Voglio la risposta Guido, qua va a finire che apro il vaso di Pandora, perché se votano i soci, qua torniamo al discorso dell'azionariato popolare. Lo vogliamo affrontare, visto che... Lo possiamo anche affrontare, però vediamo se qualcuno ha indovinato. Puyol, Pandev, Ramos, Koulibaly, Mario Rui... Mario Rui si fa buttare fuori un sacco di volte. È niente meno che Raul, uno che fino a pochi anni fa era il cannoniere assoluto delle coppe europee, non è mai stato espulso in tutta la sua carriera ed è stato non so quanti anni senza prendere un'ammonizione. Vedete che cosa fa l'influenza della mia categoria? Potete controllare adesso su internet, se vi ho detto una fesseria. Possono fare il contro. Come per esempio è storico che Scirea non è stato, mi sembra, mai espulso nella sua carriera. E infatti giocando da lì. Guarda, qualcuno mi pare che me l'ha scritto in questo momento. Eccolo qua, Diego. Sì, però io ho detto negli ultimi 20 anni. E infatti poi sapevo, perché io non sono anti nulla, non sono anti Juventino, anti quello lì, là, era giusto citare Scirea, perché Scirea non è mai stato, ed era un signore del calcio. Assolutamente sì. Ovviamente Gianello, allora, ma non è che poi in tutti i giocatori anche Matteo Giannello, no? Allora, per ricorrere all'azionariato popolare, prima di tutto, ragazzi, serve una legge. Nel senso che non è che Valerio è il presidente del Napoli, il Napoli fa l'azionariato, non se lo può autodecidere da solo. E ci fu una legge, poi convertita in legge speciale in Spagna, che è durata solo un periodo ristretto di tempo, tant'è vero che adesso le nuove società non possono ricorrere all'azionariato popolare. E sono solo 4 le società che sono ad azionariato popolare. Come tutte le cose, come ho detto prima, proprio con il caso dell'NBA, come è nata, bisogna sempre vedere storicamente quando una cosa è nata, come è nata, e anche contestualizzarlo in un altro periodo storico. Tipo, questa cosa funzionava benissimo negli anni '80, ma se noi la facessimo adesso funzionerebbe di meno. Oppure funzionava benissimo in quel territorio, ma non adesso in quel territorio, perché è cambiata la tifoseria, è cambiata l'economia, eccetera. Ad esempio, potremmo benissimo dire che Napoli, a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70, gli anni di Vinicius, l'azionariato popolare l'avrebbe reso potentissimo. Vedete le foto del San Paolo, era sempre stracolmo, eccetera, lì, un bacino di utenza enorme, grandissimo attaccamento ai colori.
Però perché non si è mai fatto in Italia l'azionariato popolare? Domandatevelo, perché c'erano delle società che potevano avere dell'utilità. Ci sono tante ragioni. La prima, perché i presidenti delle squadre di calcio non vengono sfiduciati, possono solo andarsene di loro volontà. Non ci sono Guido e i soci che ti chiedono le dimissioni. Il che significa che tu hai avuto tutta una serie di personaggi da Zamparini in poi che hanno fatto il brutto e bruttissimo tempo nel calcio e che con l'azionariato popolare avrebbero avuto vita breve. Sì, perché sempre spieghiamo le regole. Il mio incarico, ad esempio, dura 3 anni, dopo 3 anni si va alle votazioni, arriva Valerio Fluido da New York, che è un imprenditore che ha la fama, si candida, ok? Si vota, si candida con un programma e uno staff manageriale, e quindi io tifoso dice, cavolo, quello mi vuol fare lo stadio nuovo, dice noi in 3 anni e ti fa vedere un business plan, devo arrivare in Europa League col Palermo, questo, mi convince, come tipo io lo voto e quindi io presidente Guido ho perso il potere e vengo mandato a casa. Ma vi pare che in Italia io vi davo tutto questo potere a voi tifosi? No. Altra cosa, le squadre ad azionariato popolare, facciamo, scusate, un po' di modeste informazioni invece di dire creditinate, non possono andare non sono finanziarie come la Juventus, non è quotata in borsa, però ovviamente devono andare in pareggio. Dice, ma dove li prendo questi soldi? Ecco, Guido non si può presentare come presidente del Napoli, perché non solo non è miliardario, ma non ha amicizie come Fiorentino Perez nel campo della banca, della finanza, che dice comunque copriamo noi le spalle. Cioè Guido dice vi comprerò Messi e voi tifosi dite con quali soldi? Dice no, perché io comunque ho l'appoggio di Mediobanca, Unicredit oppure puntini. Quindi ho delle garanzie bancarie dietro le mie spalle ed è il problema del Real Madrid, che però poi io devo coprire con gli abbonamenti, i biglietti, il merchandising, cioè perché comunque posso fare commercio, ma non devo fare speculazione, perché non sono una società a scopo di lucro, ma di azionariato popolare. Quindi da un lato c'è qual è il problema poi che in Italia non si è applicato e che è andato bene in questa società? Mettiamo il caso che io adesso ero del Napoli, però ovviamente io ai miei soci devo anche offrire, oltre che l'emozione, la suggestione, la gioia, anche il sentirsi di fatto si è proprietari pro quota della propria squadra del cuore. Però io potrei dire, ecco, il socio ha diritto a una visita guidata al Museo del Napoli, non ce l'ho. Ha un incontro settimanale o al mese, un settimanale è troppo, al mese al centro sportivo con una vecchia gloria, invito Bruscolotti, invito Giordano, non c'è il centro sportivo. Cioè comunque dei settori dello stadio, e lo stadio è una proprietà, gli devo comunque offrire dei benefits, no? Sotto varie forme, anche grazie alle mie proprietà immobiliari, eccetera. Perché ovviamente non lo posso trattare come il tifoso passante, occasionale, non che uno è brutto e uno è bello, però è come la celebre pubblicità, non facciamo invece pubblicità a chi, no? Chi è socio ha i suoi privilegi. Ecco, ovviamente in Italia per molti anni nessuna società, tranne qualche centro sportivo, la Pinetina, cioè, ha mai investito in nulla. Quindi dovevate chiedere a un presidente di avere meno potere, cioè di avere il rischio di essere cacciato. Ho messo in discussione realmente in una competizione anche a 3, si presentavano 3 presidenti, cioè, di dover offrire qualcosa di diverso in più al tifoso socio, piuttosto, e di garantire comunque bilanci in pareggio. Perché comunque io mi sto indebitando con la banca, questa banca non è che me li presta perché io sono bello, ho i capelli spettinati, ma io sono fatto così, scusa, mia madre è ancora la mia compagna impazziscono per la mia chioma ribelle. Ho detto ok, io te li presto, ma te li presto, vedete il doppio piano, perché io da un lato prometto ai miei soci l'acquisto di questo, dobbiamo andare in Europa, eccetera. Dall'altro la banca ha detto io ho calcolato che andando in Europa prendo questi soldi, mi compro Messi, le magliette così, la visita al museo, eccetera, i soci, però i soci vanno con la fidanzata, eccetera,
Cioè io calcolo tutta una serie, come si fa il bilancio del condominio, no? Di entrate che sono la mia garanzia nei confronti della banca che mi sta appoggiando della mia candidatura a presidente. Spero di essere stato chiaro. Sì, decisamente sì. Nel frattempo ci sono qualche notizia però non confermata o confermabile di Sarri al Tottenham, che è una voce che sono un paio di giorni che sto sentendo. Ovviamente nel momento in cui viene a mancare Mourinho e il Tottenham è una squadra che è sulla bocca di tutti, Sarri Però è io libero. qui rischio di fare il presuntuoso, perché non mi ricordo che poi nella nostra chiacchierata di un'ora, cioè mi ricordo bene la chiacchierata di un'ora, non mi ricordo perfettamente tutto il montaggio magistrale di Valerio che si fa un culo come una capanna, che io però dissi le voci Spagna, là, ha detto se Sarri, Napoli no, però ho detto in Inghilterra Tu dicesti in Premier ci va volentieri ci perché va parla già volentieri in inglese. inglese, un buon ricordo, eccetera. Eh, se è una chiamata ci va ben volentieri, anche perché pure lui che va a rifare la Juventus, soprattutto con questa burrasca che Sì, si vabbè, alla ritoglie lo. fine i nomi che si sono fatti ultimamente si insisteva con la Roma. Guarda caso, tutte le panchine che sono comunque in bilico, si insisteva con la Roma. Appena è caduto Mourinho si è parlato anche di Allegri al Tottenham. Quindi ragazzi sono quelle notizie immediate. Panchina libera, chi è libero l'allenatore? Possiamo dirlo che quello della Roma è un suicidio assurdo. Cacciare Fonseca è un suicidio assurdo. E lì non ci sarà probabilmente perché poi lì si dovrebbe parlare di rinnovo perché sono a fine contratto, se non sbaglio. Sì, è 1+1, è finito. È chiaro. Questo lo conosco bene il contratto, quindi comunque in scadenza, ha detto. Però personalmente. Allora, guarda, la UEFA ridà il benvenuto al City, ma quale benvenuto? Spero che il dietrofront non basti per evitare eventuali sanzioni, che vergogna. Quindi Mucedil, ti chiedo e vi chiedo, cioè questa è stata una reazione ufficiale, cioè qualche dichiarazione a livello di come reazione all'uscita da parte del City? Sarebbe interessante vedere se la UEFA poi risponde a botte di tweet pure loro. Io spero, ripeto, che non si risolva tutto, abbiamo scherzato, ma soprattutto cosa più importante non è solo il fatto delle top sulle spalle delle squadre cattivone. Beh, si è arrivato a questo per un malcontento che comunque va registrato, non è che non va registrato. Seconda cosa, comunque va registrato perché il calcio è estremamente sproporzionato nelle varie forze, no? Non solo in Italia, bevi. Ringrazio sempre. Bellissimo. E quindi ha detto come avere dei fratelli, capito? Fratelli e sorelle che stanno con me a New York, che bellezza. E quindi, signori, però mettiamoci a creare un calcio migliore, perché non è che è solo la sensazione. Quindi vediamo quello che succederà. Vediamo venerdì, perché mancano tanti giorni a venerdì. Infatti sì, sito Sky. Agnelli capro espiatorio, che ne dite? Guarda che Ottavio fa una considerazione interessante, perché alla fine Ceferin è stato molto duro con Agnelli, perché lì c'è anche il rapporto personale dietro, cioè lui si è sentito tradito proprio anche dall'uomo più che dal presidente. Non posso rispondere a questa cosa perché metteremmo in difficoltà Valerio e me stesso. Okay. Privatamente ne ho parlato con Valerio, eccetera. Qua puttanate non voglio sparare, ma non ne possiamo parlare. Quello che posso dirvi è che 11-12 anni fa, con colleghi, che fui preso come un folle, io dissi occhio a quest'uomo che vincerà 5 scudetti di seguito, va fermato, poi non si accontenterà e vorrà vincere altri 5, vorrà vincere la Champions. I primi 5 li serviranno come salvadanaio per la Champions, dopo la Champions andrà alla scissione. È andato prima perché la Juve è fortemente. Però qui ci fermiamo, non per censura, per saggezza, perché comunque Valerio deve salvaguardare il canale, però è brutto che si giochi anche per i juventini con i sentimenti di tifosi, e qui mi fermo perché
Ci sono Sì, cose sì. troppo grandi. Non è un capo espiatorio, però, ragazzi. Ecco, no. Questo non stiamo dicendo, non è un capo espiatorio. Confermiamo l'ufficialità del City, Simone. Sì, i rumori, lo sai, amico mio, i rumori non mancano mai, vanno e vengono e li sentiamo. In tutto ciò, giovedì ci stiamo dimenticando che giovedì sera c'è una partita chiave da giocare. Massimo, tu non hai torto, in realtà. Questa è, ovviamente è un'edizione straordinaria. Io avevo previsto di fare il video pre-partita domani, avevo in realtà previsto anche un altro tipo di intervista, ma vediamo, è tutto in divenire. Dove il Napoli al massimo fa un pareggio. Ok, la toccata pianissima, Guido, ma secondo te ora, al di là dei valori in campo, perché mi diceva che la Lazio probabilmente dovrà rinunciare, mi diceva Fabio, ad Immobile, a Luis Alberto, non lo so, c'è qualche defezione importante. Questo potrebbe cambiare. Credi che potrà avere tutta questa scossa di terremoto generale geopolitico nel calcio, potrà avere degli impatti sul giocatore, un impatto sui giocatori? Allora, sì, risposta che sì, perché noi ci dimentichiamo che i giocatori, voi pensate che Valerio è molto più giovane di me, ma è quasi il giocatore più anziano, tolto Buffon, è un altro tipo della Serie A. Cioè, noi in Italia, cioè, i miei colleghi Ciro il Vecchio, Ciro è più giovane di Valerio. No? Ci dimentichiamo che sono ragazzi, cioè Fabian Ruiz è veramente un bambino, cioè tu ti ricordi che facevi a 23 anni? Guido, mi hai sbloccato un ricordo, il famoso trigger di ricordi. C'è stato un periodo in cui io ero coetaneo con i giocatori che guardavo. Poi ad un certo punto sono diventato più grande e ho dovuto guardarli come dei bambini. Sì, esatto, quindi sono ragazzi. Cioè il più anziano è più giovane che non li sto criticando, nel senso che uno si deve ricordare che come era a 20 anni, chiaramente hai possibilità economica che noi ci sogniamo, eccetera. Secondo, a volte, e quindi la risposta va data bene, sono mal consigliati, perché la mia idea non è di contrarietà ai procuratori, ma il procuratore deve essere una figura che ti aiuta a crescere tatticamente, tecnicamente, proprio parla col giocatore, dice hai difficoltà col piede sinistro, parla con l'allenatore, ha detto fallo allenare col piede sinistro, le trasmissioni giuste, anche nel consigliare, guarda vai qui, fai vedere comunque che non siamo persone slegate dal mondo per la solidarietà, cioè, anche in maniera furba, pensate a una carriera meravigliosa come George Clooney che non ha mai sbagliato una dichiarazione, anche quando l'hanno accusato di omosessualità, ha detto no, io non sono gay, sono gay e ha fregato tutti quanti, no? Quindi ci vuole anche, dice vabbè ma è un ragazzo, è giovane, non ha cultura, che ci sta a fare procuratore? Solo a discutere l'ingaggio ogni 5 giorni. Quindi secondo me sono anche mal gestiti. Quindi in una situazione di queste è molto importante tutta una serie di protezioni. Ad esempio Mertens è un uomo veramente fuori dal mondo, tra l'altro uno che ti dice anche perché non ha fatto figli, è una moglie, no? Mertens ha detto io non ho fatto figli per egoismo, perché non mi sentivo pronto e perché comunque, contrariamente a quello che si vede, lui si impegna alla morte. Ha detto io non so, stimo i miei fratelli, colleghi, calciatori, perché avere un figlio piccolo significa fare le nottate, per quanto riguarda e detto io non ho l'energia per gestirle, però adesso lo voglio. Ho detto anche se vorrei viaggiare subito dopo la fine dei miei carriere per il mondo. Quindi ci sono giocatori che sono anche più avanti. Cioè. È chiaro che ci sono tante componenti. La prima, dispiazzamento, perché dici cavolo, alcuni presidenti lo sapevano, alcuni no, allora ci considerate Serie B. Cioè noi della Lazio, che come ce l'abbiamo battuta la Juve 2-0, abbiamo fatto, allora ci considerate nullità. Ma che fine dobbiamo fare? Ma verremo pagati? Oppure, ma a questo punto dobbiamo impegnarci, non dobbiamo impegnarci? Si torna al mio inizio. Fare una cosa del genere è veramente grave perché hai falsato anche a livello subliminale, tu falsi il campionato. Quindi, cavolo, se i giocatori non saranno. Poi quando inizi a giocare
quando un giocatore inizia a giocare ti devi concentrare sull'azione, sulla chiusura, eccetera, però non li fai vivere delle giornate preparatorie lì, e lì sarà importante. Sì, però voglio, anche per tutela di Valerio, io ho specificato, il procuratore potrebbe essere una figura invece anche molto importante per la crescita umana, professionale, calcistica e anche familiare, non che deve entrare nella vita tra moglie e marito, non metterci il dito, quindi perché può essere una figura importante anche per età, perché io potrei fare tranquillamente il procuratore dei giocatori, perché ormai c'è un'età tale da aver vissuto il doppio di loro. Come lo stanno interpretando, pensiamo uno dei provocatori più potenti, non lo nominiamo sempre per nostre tutele, eccetera, è uno che sposta continuamente i giocatori. Invece citiamo esempi positivi, che non è un procuratore, è un dirigente dell'Udinese come Carnevale. Quante volte ha detto Carnevale che alcuni giocatori, che poi sono andati comunque via, gli ha detto: guarda, è meglio, lo so che guadagneresti subito 8 milioni di più, però è meglio che ti fai un altro anno per la tua crescita. È chiaro che c'è anche un vantaggio per l'Udinese, perché aveva un anno in più un giocatore, però veramente è stato importante in caso di quel giocatore farsi un altro anno. Non sempre l'anno in più torna a tuo vantaggio, perché se poi l'anno dopo il giocatore non sì, no, però ma infatti non hai mai certezza assoluta con i calciatori. E lì è la tua bravura, la tua onestà umana, se tu lo dici perché veramente vedi che quell'anno gli dà quella crescita e consapevolezza che poi puoi andare a affrontare. Verdi alla fine, no? Sì. Non è mai andato in una gara, è venuto a Napoli, l'avversario si fece male dopo un quarto d'ora, anzi no, meno minuti, è venuto a Napoli, non è andato benissimo, fu pagato 25 milioni. Chi lo sa se un anno in più, un anno di passaggio, eccetera, forse sì, forse no, perché io poi non lo alleno, non gli sono procuratore, gli dava quelle certezze calcistiche umane, quella forza in più di poter reggere la pressione di giocare in una squadra diversa. Allora, ovviamente ringrazio i moderatori che stanno facendo, fatemi veramente ringraziare i moderatori che stanno facendo un lavoro straordinario, non solo nella chat, ma anche in privato, per tenermi aggiornato con tutte le novità, perché è una roba incredibile. Stiamo facendo un servizio quasi veramente... Sono dei rumori? Che fa rumore, e quindi ci confermano che è conclusa la riunione d'urgenza tra i 12 fondatori della Superlega dopo le forti indicazioni di rinuncia da parte di diversi club inglesi. Quindi confermiamo ovviamente il City in maniera ufficiale. Il Barcellona attenderebbe l'assemblea dei soci per una decisione definitiva. Mi conferma quello che ti avevo detto. Ce lo potevamo anche aspettare. Chelsea che ci sta pensando, a quanto pare, quindi si può dire che in linea di massima le inglesi si stanno dimostrando un pochino più decise, o meglio più indecise nel rimanere, mentre le spagnole sembrano che vogliano andare avanti con questa cosa qua. Quindi non è che molla in Manchester City, la Superlega non si fa. No, tra l'altro vedete che situazioni, quando vi dicevo delle differenze, io mi aspettavo, non sono perfetto, no? Che cavolo fossero solidari e toste le 12, no? Perché è più facile. Voi vi trovate in una situazione dove l'Atletico non sta sentendo i suoi soci ed è ad azionariato, e il Barcellona sì, all'interno della stessa federazione, quella spagnola, e della stessa Superlega. Non è una bella cosa, eh? Anche il Sorrento a questo sinceramente mi dispiace, perché a me faceva piacere che il Sorrento... Sono stati bellissimi alcuni tweet, cioè la reazione del Benevento, la Fidelissandria pure ha dichiarato che lei non parteciperà alla Super League, quindi una cosa fortissima. E il City molla per il mondiale in Qatar. Francesco, cosa intendi? Cerchiamo di ragionare. Ah, forse ho capito, forse, poi ce lo spiegherà lui. Perché... Vabbè, no, tu fai la tua ipotesi. Perché comunque tutta una serie di giocatori, City c'ha uno squadrone, no? Eventualmente sarebbero squalificati per le competizioni nazionali, internazionali, anche delle squadre della loro nazione, e casomai ci tengono perché comunque c'è chi ci tiene ad andare a fare un mondiale, no? Chiarissimo. Fiorentino Perez is still in the Super League meeting tonight to decide about the future of the league. The English clubs are key
to decide what's gonna happen after Man City official statement. Quindi è un po' diverso dalle prime notizie, sì, traduce per amici, l'ho tradotta. Questa è un pochino più specifica. Stiamo ancora nel meeting stasera per decidere per il futuro della Superlega, e la chiave di tutto sono i club inglesi, dopo che il Manchester City ha rilasciato insomma la dichiarazione ufficiale di mollare, e quindi si aspettano insomma più chiarezza da parte del Chelsea, del Manchester United, dell'Arsenal e del Liverpool. Domani la Juve rischia una grossa perdita in borsa, la Juventus. La ricaduta, giusto? Sì. Mi aiuti tu che hai una memoria veramente impressionante. Quando si fece il nome di Guardiola insistito per la Juventus, ci fu lo skyrocket della borsa. Quando Sarri fu sospesa per il 24% di ribasso, sospesa 2 volte per eccesso di ribasso. Ecco, me lo ricordo a memoria. Questo ti volevo chiedere, perché poi quando si è società per azioni e quindi il tuo fatturato dipende anche dalle notizie che girano, e possono essere false, possono essere indotte, può essere vero e poi cambia tutto, quindi può essere un caso. Poi dopo tu guadagni e perdi a seconda di. È più la perdita, secondo te, o se lo sai, è più la perdita quando non si verifica una cosa che ti ha fatto salire, oppure comunque è molto facile rispondere a questa cosa. 2, e poi ti devo raccontare. La prima, andate a vedere da quando lo storico, oppure negli ultimi 2 anni, il valore azionario della Juve. Non è passato su nessun media il fatto che la Juve non fa parte più del mercato primario di Milano, è stata declassata come sì. Vedi la mia reazione, non può vedere. No, non la trovi su nessun giornale, perché però è una notizia ufficiale, se vai sul sito della borsa di Milano, sulla Consob, quindi non è più nelle prime. Seconda cosa, dobbiamo dire che ci fu un solo collega che fu Liberato Ferrara, citiamo, che io avevo fatto economia, mi incazzai come una bestia all'eliminazione della Juventus con l'Ajax, perché di fatto quei 14 minuti che furono concessi ininterrotti ad Agnelli, io non pensai, la Juve è uscita fuori, che figura, dissi, ma qua sta succedendo una cosa gravissima, che sta violando 2-3 norme della borsa, eccetera, e nessuno sta dicendo nulla. Il giorno dopo nessuno ha detto nulla, perché non so se è stato, mi sembra che è stato censurato in alcune parti proprio per salvare. Agnelli andò in trasmissione e usò una terminologia ben precisa, che era, di fatto parlò agli azionisti, non parlò della partita, che era tutta basata sulla continuità. Sì. Cioè noi continuiamo il progetto, e nei giorni successivi fu tutto basato su questa terminologia, si continua nel segno della continuità, scusate la ripetizione ma non fu mia, no? Si va avanti col segno della continuità, cena tra Agnelli, la famosa cena, Agnelli non è solo la partita prima di Gattuso out, cena tra Agnelli e Allegri, Agnelli e Allegri si mettono d'accordo come Mourinho, so come vincere la Coppa, rilancio la sfida, come si chiama, è già stato fatto fuori. Vedete, la borsa in quei giorni non reagì lo stesso bene. La Juve il giorno dopo l'uscita con l'Ajax fu sospesa per eccesso di ribasso, nonostante queste dichiarazioni di fiducia e di tranquillità agli azionisti. Pensate, con un'intervista che si focalizzava solo sui motivi tattici e tecnici di una sconfitta con dei ragazzini. Invece di perdere il 20 e passa, avrebbe perso il 30 e passa. E ricordiamo sono soldi che devi rimettere poi con una ricapitalizzazione tua e non del mercato nel salvadanaio, perché questo è il dramma di quando il calcio è diventato finanziario. Mi facevi venire in mente, e mi ricollego proprio con questa tua frase finale. Ricordiamo che gli azionisti di una squadra di calcio non sono necessariamente tifosi della squadra di calcio. No, assolutamente. E non se ne devono fregare più di tanto se vogliono dividendi, giustamente.
Perché io ho fatto notare a qualche commentatore che è venuto a dire rosicate eccetera eccetera che non ci siete, ho detto ragazzi spero che voi vi stiate rendendo conto che cambia il vostro slogan se è il caso del tifoso della Juve, perché non è più vincere l'unica cosa che conta, è partecipare per risanare i debiti e per avere questa cosa economica. Voi farete parte, se si farà, di una Super League dove in questo momento storico siete tra quelli meno attrezzati, perché le ultime Champions sono state quello che siete stati, e non è più vincere, è la facciata, la dichiarazione ufficiale, dobbiamo vincere tutto eccetera eccetera, ma fondamentalmente non è più così. Allora, sì, ma molto importante dire certe cose. La prima, mi sembra che stasera abbiamo smontato tanti falsi miti poi uno vuole continuare a vivere. Io sono un matrixiano da sempre, pillola rossa, pillola blu, ti faccio scegliere a te, pillola rossa, pillola blu, per citare un grande classico della fantascienza moderna. Questo comunicato è arrivato a mezzanotte, molto stringato, seguito da questo sito, quindi io l'ho messa a ridere la prima parte dell'articolo, la seconda è più severa. In realtà non mi diceva le cose fondamentali. Ok, tu mi hai detto grandi opportunità, triplicati, quadruplicati i soldi perché ci andavano troppi 400, subito un gettone di 400 più alte possibilità. Cioè. Voglio sapere come li spendi. Perché poi ovviamente se io sono indebitatissimo e questi 400 mi servono perché ho 383 milioni di lire, già intanto posso non dare, non comprarmi, perché a questo punto io sono il Napoli, facciamo il caso, no? Che però non è indebitato, beh, sai che mi dico? Ci sono 7-8 giocatori a parametro zero quest'anno, saranno vecchietti, però non sto più il campionato più e mi prendo Modric a parametro zero. Tanto un anno deve fare Modric, capace che la vincono la Superlega. Sergio Ramos a parametro zero, Marcelo a parametro zero, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono una marea di parametri zero che sono tutti famosi top player, no? Sì. E in realtà non ce l'ho questi soldi per pagarli, non i loro stipendi, perché è vero che ho 400 milioni di gettone, ma intanto tipo non tutti 380, 200 lì, quindi io volevo capire, mi avete messo tutte queste cose, tipo dei paletti, nel senso questa banca ti dà questi soldi, ma solo una parte li puoi utilizzare e ripianare i debiti, una parte li puoi utilizzare gli stipendi, cose, e una parte in questa solidarietà e una parte in rinnovamento delle strutture, cioè voglio vedere un piano oltre che finanziario legato allo sport, alla crescita dello sport. Tutto questo voi non l'avete scritto. Avete scritto di queste somme fantasmiliardi, bellissime, che chiaramente ti fanno gola, ma come verranno spese, no? Ed è importante quello che dicevi tu, no? Detto, Sì. E invece, ma non te l'hanno detto perché per questa Superlega, la cosa che ci siamo detti subito all'inizio, per quale ragioni nasce? È stata fatta, e infatti quando poi mi dicevano ma se poi il Napoli rientra in questa cosa tu sei contento, e cercavo di fare due calcoli, sai come io la sfrutterei questa cosa? Direi partecipiamo, tanto siamo Materasso. Allora, se Napoli, ascoltami, si possono sfruttare questi 400 milioni per fare un centro sportivo, per impostare? Siccome allora loro direi sì. non hanno detto le regole, vedi, perché è chiaro, ragazzi, invece paradossalmente se Napoli, e io sono contrario, che non mi sto contraddicendo, entrava in Superlega non avendo una posizione debitoria finanziaria ma solo debitoria economica, e abbiamo fatto la differenza l'altra volta, ovvero Napoli non ha indebitamenti con banche, con strutture, con ammortamenti, con mutui, ma ha accumulato 80 milioni di debiti da campagne acquisti eccetera, ma ha anche accantonato a riserve indivisibili, quindi non soldi che vanno nella film Mauro a fare film, alto qualunquismo volgare, oltre di 120 milioni, 129, 100 milioni di là. Quindi per dire, il suo conto stato patrimoniale è uno stato patrimoniale solido, però è arrivato al limite, non può fare ogni volta, quindi le campagne acquisti devono andare in pareggio oppure anzi è meglio in leggero utile, così incomincia a ridurre questo stato. Mm-hmm. Però diciamo, essendo una situazione estremamente liquida positivamente rispetto a Juve, il Napoli potrebbe dire io di questi 400 milioni già di gettone più gli altri diritti sportivi e vari, ma ne posso spendere alla grande tutti sul mercato e lì rivaleggio con chi sta meglio, tipo l'Arsenal, cioè che non deve,
perché invece il Real Madrid, il Barcellona non ne parliamo, la Juventus, l'Inter non ha una società, in vendita non paga la Milan, non ne parliamo. Quindi una Super League dove una Cenerentola che non ha mai vinto una Coppa Campione, una Champions League, una sola Coppa UEFA, eccetera, infatti col cavolo che la invitavano, potenzialmente, se facevi i calcoli, la vera società che doveva essere in Champions League, proprio la prima, ve lo dico, è l'Ajax, l'ho scritto nel mio articolo, non solo per le 4 Coppe Campioni, perché, e non solo per la gloria, eccetera, perché è una società che gioca un gran calcio, che ha grandi talenti, ha un grande bacino di utenti, ha uno stadio Amsterdam Arena e non ha tipi. Ed è una società che non è stata invitata. Domandatevi perché. Perché rischiava di vincere per 3 anni la Super perché aveva una posizione invece di vantaggio economico e quindi che lo traduceva in un vantaggio sportivo, perché poteva spendere come gli altri, ma di più degli altri. Però tutto questo che vi sto dicendo, azzeratelo, perché ragiono da persona onesta. Loro non ci hanno detto questi soldi come potevano essere come spesi si possono o ripartiti. spendere. Ma E hai non ce ragione lo su un'altra diranno. cosa, mi fai riflettere su un'altra cosa, che l'Ajax non deve nemmeno fare le strutture perché è una delle squadre più strutturate che esistano al mondo. E non poi, io non è che l'ho citata per antipatia a qualcuno, simpatia, l'ho citata nell'articolo perché ci sono delle ragioni perché tu scrivi qualcosa, ci sono delle ragioni motivate. È chiaro che l'Ajax io me l'aspettavo come soci fondatori, perché ha tutte le carte in ha gloria, ha titoli, ha cultura calcistica, quello che chi ha cambiato il calcio moderno è stato l'Ajax e Cruyff, ha strutture, ha talento, ha tradizione. Cosa gli manca per far parte di un socio? Mi sembra che il Tottenham nel 1959 ha vinto il trofeo. Ma stiamo scherzando che ci sta un Tottenham? Dice, ha fatto lo stadio bellissimo, ve l'ho detto io, è veramente il più bello del mondo. Però sportivamente non potete paragonarmelo a un Ajax. No, stiamo parlando di queste nuove società che hanno investito molto sui social. Io ho fatto una ricerca, non c'era una ricerca recente, ma i numeri sono cambiati di poco, al massimo ma un milione in crescita, ma parliamo di like di Instagram, quindi non è 1 milione di euro. Tra le squadre che sono più seguite sui social, una che non è stata citata è il Monaco, per esempio, francese. Molto seguita sui social, sui vari social, e questa statistica era diversificata tra Facebook, TikTok, Instagram e tutte le cose così. Il Napoli non è nemmeno nel mirino. Questa è un'altra di quelle cose che, se noi vogliamo poi partecipare, se De Laurentiis voleva fare questa cosa qua, dovevi già cominciare ad attrezzarti, e lo dico proprio con affetto, fratello caro, perché se poi vuoi competere con certi colossi anche della comunicazione, dei social, così si investe anche per avere i like su Instagram, devi investire. Allora, non arriva a caso. Prima Valerio fa sempre osservazioni interessanti. Prima osservazione: il Monaco, come sapete, non è una squadra francese, ma del Principato di Monaco, che ha avuto l'autorizzazione da anni, è una anche delle più titolate della Ligue 1, e disputa il campionato francese di qua. Quindi è una... non so se voi siete mai stati nello stadio del Monaco, è uno stadio particolare perché è costruito sopra un condominio. Il Principato di Monaco, scusa se io... No, bello. Spazio dall'architettura, le cose. Bello. Avendo poco spazio, il Principato di Monaco è stato sempre all'avanguardia per quanto riguarda le nuove tecnologie e l'architettura. Una delle chicane più famose, no, del primissimo circuito, perché prima c'era la bandiera a scacchi, nasce in un circuito che oggi come oggi non avrebbe senso di esistere, perché è scomodo, è piccolo, i tombini, è il più lento, eccetera, ma è il più glorioso. Chi vince lì è come vince a Wimbledon. E fu fatta quella delle piscine, scusa per intendervi, è una chicane che è stata costruita a posteriori perché quella piattaforma si trova sospesa sull'acqua, con tutto un sistema di ingegneria idraulica meravigliosa, ma stiamo parlando di anni, non di adesso, eccetera, no? Perché il Principato di Monaco è molto piccolo, è peggio di Manhattan, e quindi il costo al metro quadro è elevatissimo. Quindi questo stadio è stato costruito, non è come
spesso che gli stadi hanno tipo un anello interrato, gli altri anelli sopraelevati, eccetera, e sono costruito su un condominio ed è all'avanguardia, cioè non è grandissimo, quindi parliamo di una società che ha intanto dei titoli importanti in Francia, un suo PIL, sì, anche da un punto di vista di glamour. Monte Carlo si fanno tante cose, nel mio settore per esempio, anche se non è considerato un genere del cinema, Ezio Greggio anni fa si è inventato il Festival del Cinema della Commedia, che non esisteva perché viene bistrattato come genere. E dov'è la sede del Festival del Cinema della Commedia? A Monte Carlo. Monte Carlo era uno dei tornei di tennis più importanti dopo il Roland Garros, e un altro più glamour, rivalizzava con Roma, no? I due tornei su terra rossa più importanti dopo il Roland Garros e Monte Carlo. Quindi parliamo di una realtà non solo calcistica che ha un suo appeal e quindi è facile lavorarci. Altra cosa che introduceva Valerio, importante, beh scusa, ma mi può mai gestire Lombardo un settore così giovane e innovativo come mi devi mettere uno staff di 5 ragazzi laureati che conoscono le lingue, cioè uno informatico, uno che conosce le lingue, uno che è nel settore dei video, che sta a smattare, 5 ragazzi, neanche c'è una cosa elefantiaca, 3, vogliamo fare 3 ragazzi, però 5 creativi. certo. Abbiamo l'Università Orientale, che è un'eccellenza a Napoli, ad esempio. Abbiamo alcune eccellenze, il settore della fisica e dell'ingegneria è un'eccellenza a Napoli. Ci sono professori universitari di robotica applicata alle scienze mediche a Napoli, che sono delle eccellenze, che hanno cattedre sia in Italia che in America, eccetera. Quindi non stento a credere che non ci possa essere c'è il centro distaccato della Apple, stento a credere che stesso nel bacino di Napoli, poi tu lo puoi assumere anche dalla Cina, cioè non trovi 5 eccellenze, tra l'altro con la cultura napoletana. Ottavio ti chiede dove scrivi. Per quanto riguarda il calcio, su un sito che si chiama persemprenapoli.it. Lo scrivo per quanto riguarda il cinema, sono riviste specializzate di carte, eccetera. Guido, com'è? Per sempre Napoli? .it. Lo scrivo sì. subito. .it. Ripeti quello del cinema. No, sono riviste specializzate, okay, che devi ordinare. Al massimo, se uno vuole, io mi vergogno, non lo faccio manco io. C'è un modestissimo canale YouTube dove ho incominciato perché poi tu molto spesso facciamo tutto ultima ora e quindi io non ho manco il tempo di preparare la descrizione. Comunque nei prossimi video prometto di ricordarlo, di lasciare anche, dobbiamo fare quella cosa, diciamolo in anteprima, perché ci sono 361 persone collegate che non hanno lasciato abbastanza like, perché io vi vedo che vi siete dimenticati, perché siete ammaliati, siete rapiti, state cercando le vostre news e volete aiutarci. Mettito like immediatamente. Allora, l'anteprima posso fare una prima io che non sono bravo su me stesso. Dietro questa pazziella che state vivendo, io pessimo, quindi tranquillamente, c'è il lavoro di ragazze e ragazzi seri, precisi, appassionati, scrupolosi e anche instancabili, perché questa live, questa chat funziona come un orologio svizzero, ma non per grazia ricevuta o perché siamo la Superlega perché c'è gente che purtroppo non vedete, non ha la fortuna come immeritata come me di andare adesso davanti a io che mi vergogno alla telecamera. E quindi queste persone, ragazzi e ragazzi, che lavorano, tra virgolette, per noi, vanno ringraziate e gratificate con un semplice gesto che tutto sommato è anche di poca fatica, e lo meritano. Cioè, veramente, perché il like poi non muove solo gli algoritmi, è anche una soddisfazione morale che secondo me è importante. E ve lo dice un dinosauro antitecnologico, la prima cosa che scrissi nell'articolo dedicato a Valerio, che io non ho manco WhatsApp, c'è un telefono, se lo vedete, vergognosissimo. Quindi, però anch'io sono entrato nel capire questi meccanismi, che
le cose non funzionano da sole, e quindi quando un gruppo funziona bene va gratificato. Io non lo posso gratificare perché se no con il mio autolike mi vergogno sempre, per esempio, che non metto a me stesso, però poi lo metto perché lo metto a loro, per dire, se lo toglierei a me. Chiusa questa parentesi. Tu li volevi raccontare l'anteprima? No, e volevo dirlo perché se lo meritano. Chi resta a lungo e segue scrupolosamente tutte le volte che noi andiamo live all'improvviso lo merita una piccola anteprima. Insomma, non è un'anteprima, è un'anticipazione. Stiamo pensando, Guido ha pensato, e io non vedo l'ora di farlo, insomma, di estendere questa nostra collaborazione, che sono poi chiacchierate private che noi volentieri mettiamo anche in pubblico, mixando un pochino quelli che sono i nostri background, quindi sarà da parte sua ovviamente il cinema, quindi io mi faccio coinvolgere sotto questo punto di vista. Ovviamente prenderà piede il discorso della musica perché fa parte del mio background, e mischieremo tutto anche con il calcio, che alla fine è quello che ci ha fatto conoscere. Quindi vi potete aspettare sul suo canale o anche sul mio, sui nostri, non so come ci organizzeremo, faremo uno e uno. Perché uno. mi sembra, io sono, se no predico equità e giustizia, e poi no, raga, non inciampo in queste contraddizioni. Il Tottenham si ritira ufficiale, vediamo un pochino, insomma facciamo un video a testa sui vari canali dove intersecheremo una serie di argomenti bellissimi e ci divertiamo, quindi state tuned, giusto? Sì, perché poi tra l'altro vi spiego la ragione di questo invito a Valerio, che è fatto con una doppia valenza, non solo di stima e di cuore, ma di gratificazione per chi ha fatto anche una scelta di vita, sì, troppo buona, perché le scelte artistiche sono autentiche scelte di vita e salti nel vuoto, no? Io insegno un linguaggio cinematografico perché appunto il cinema è un linguaggio ed è molto complesso e stratificato, ma anche molto affascinante. Cerco di farlo sempre con estrema facilità, mai mettendomi. Io insegno agli impiedi, non ho mai insegnato dietro una cattedra, in mezzo ai miei alunni, li coinvolgo continuamente, non possono distrarsi, quindi in tutta la mia vita non mi sono mai seduto a lezione. Quindi ha un approccio molto diverso rispetto a quello che è la mia categoria, ed era bello secondo me fare i due intrecci, quello di musica e cinema, perché comunque Valerio è un musicista e poi ci sarà la sorpresa, non vi voglio anticipare molto. E la cosa più difficile invece è il calcio e il cinema, perché il calcio è lo sport che è stato rappresentato meno e peggio, e poi indagheremo sul perché non è così cinematografico. Anche perché non, diciamo, violando nel mio, io parlo di cinema, quindi, ed è un canale piccolissimo, modesto, appena nato. Quindi quello di Valerio non violando calcio e cinema la, diciamo, coerenza del suo canale, e nel mio non violando la coerenza e poi entrambi occupandoci di tutte e due le cose c'è una logica in tutto questo. Ed era una gift. Sì. L'abbiamo pensata così, anche un gratificare tutte le persone che in questi mesi ti hanno cresciuto, ti hanno proprio motivato a crescere. Verissimo. Saluto e ringrazio. Questa è bellissima. Fino stracandido. Altro che Superlega, sta diventando Coppa Italia spagnola a rinvertire i fasti della vecchia Coppa di Lega italo-inglese. Questa rischia di essere la frase premiata. No, non voglio influenzare, però è bellissimo. Assolutamente sì. Ragazzi, io ho cambiato, vedete sotto che scorrono come insomma, i tabloid. Le inglesi lasciano la Super League perché mi state inondando di commenti a conferma che diventa ufficiale, vedi? La Superlega lascia la Superlega. Però vedi, questo ed è grave quando si è portato sulla volgarità, sulla violenza, sull'offendere. Una cosa bellissima del calcio. Io, la gente che ha senso dell'umorismo, ma tutte geniali, l'abbraccerei. Mo non voglio fare i Benigni che vinse l'Oscar, vi abbraccio tutti, eccetera, perché però sentitevi moralmente abbracciati, perché
perché non è facile, perché comunque c'è stato un tradimento sportivo, etico, come è stato giustamente sottolineato da uno degli amici Bellini, e trovare queste perle, insomma, va premiato, ho detto. No, Superlega diventa la Coppa Italia spagnola, me la scrivo domani, potrebbe finire un articolo, Io, la metto sappiatelo, l'ha detto. Sappiatelo, detto. Ma qua vedi che sta scattando una di quelle competizioni positive che sono uno meglio dell'altro, perché poi però questa è una sconfitta, perché è una sconfitta di chi non ha mai amato in realtà lo sport, e ci sta, perché poi tu puoi fare anche un lavoro che sei un grandissimo gelataio ma non mangi il gelato. Ma la cosa grave è che non l'hai capito, e puoi pure non capire le regole del calcio, ma non hai capito il mondo del calcio, sì, che comunque mantiene, ed è importante che mantiene un bacino di utenza che è realmente appassionato. Poi ci sono gli occasionali e ci sono gli esaltati. Purtroppo ci sono tante persone. Però tu, e io l'ho scritto, i tifosi vanno coccolati come un amante, come una fidanzata, non dati per scontati, e invece sono dei consumatori. Cioè tutto questo che abbiamo vissuto in questo periodo, questa Superlega nasceva come vendere una bevanda, ha detto. Guido, me lo devi far dire, ti interrompo. Sì. Tu così hai chiuso Sì. il tuo intervento quando siamo andati live e pensavamo di dover parlare di Napoli-Inter, e tu hai chiuso dicendo così: attenzione, ma si stanno rivolgendo ai tifosi o al consumatore, perché vogliono sviluppare, vogliono creare un nuovo consumatore per succhiarne, insomma, i proventi, Sì, eccetera. è stata una riflessione a caldo, poi ci ho pensato a freddo ed è finita nell'articolo, perché mi sembrava coerente con il mio pensiero. Quindi avete avuto un'anteprima del mio pensiero, pensate. Ultima ora, Valerio Fluido, sono io la vostra Superlega. In un certo qual senso siete voi la mia Superlega, perché la Lega nel senso di legame, un Però per legame. esempio adesso ti dico la mia, torniamo al calcio, così Sì. voglio fare cronaca. Se il Napoli fosse una società, devo dare il termine giusto, reattiva, ok? Così non ci becchiamo, reattiva, domani annuncerebbe la fine del silenzio stampa. Boom. Si parlerebbe di calcio e consentiresti a Gattuso, che è stato un grande esempio di sportivo, pure con le sue scandescenze, perché a me non piacque la mano addosso a Amsterdam, però era un focoso, è stato un campione del mondo Gattuso, uno che è andato in TV a dire: io ho passato tutta la notte prima della finale in bagno, perché pure io l'ho sentita una finale prima della notte, a parlare della Superlega. Questo è essere una società reattiva sul pezzo. Noi, temo, non avremo domani la conferenza stampa prima della Lazio, e non avremo la voce di Gattuso in un momento storico epocale, anche se sarà un buco nell'acqua, eccetera. Questo è molto grave. Ed ha una valenza così importante. Poi vogliamo i tweet? Poi vogliamo crescere nei social? Ha una Perché valenza importantissima. sai quante persone direbbero: io sto con Gattuso, ho detto mi hai fatto incacchiare per delle scelte, però adesso ho detto vale di più l'uomo, il senso dello sport, quello che stai trasmettendo, che sono i tuoi giocatori, e cresci visto che a me non piace, no? Contano, tu devi andare da Fiorentino Persi, ma quanti like, quanti social, non ce li ho. Invece vai e dici: quanti ha 1 milione di follower? Ah, scusa, vieni pure tu, no? Come noi vogliamo, non noi due, per dire vogliamo, però poi la maglietta no, il museo no, il Centro Paradiso no, quello no, vogliamo incominciare a fare quello. Allora, siccome è la cosa più facile del mondo, perché non costa soldi, non va a bilancio dare la possibilità a una squadra, un giocatore. Ma voi vi siete mai chiesti perché i giocatori del Napoli, quando fanno la cena di Natale, fine cosa, non si fermano a parlare con i tifosi? Ma secondo voi perché sono strunzi o perché non possono? Allora vi dico non perché sono strunzi, perché tant'è vero che quando Ciro Mertens sta per fatti suoi addirittura ha invitato gente a casa sua a mangiare, sconosciuti,
perché non possono lasciare per i diritti d'immagine, cioè, rendendosi anche antipatici, perché ci sono donne poi che aspettano lì, che io mi ricordo che i primi tempi è rimasto anche dopo, cito Ciro Mertens, perché dice, dal vivo tutte dicono ha dei lineamenti bellissimi e passa per essere il giocatore più bello, quindi c'è un pubblico femminile che casomai lo adora perché era un bello guaglione, per dire, e poi l'ha conosciuto dopo calcisticamente. Perché gli devi far fare la parte dell'antipatico? Allora Insigne ha tutti i difetti di questo mondo, non è vero, non ce l'ha con Insigne, però è veramente un figlio del territorio, si fermerebbe, tanto è vero che quando l'hanno fermato non ce l'ha fatto con la macchina, forse anche sbagliando, ha detto io sono stato 2 giorni in casa chiuso, perché devi costringere questo? Io mi ricordo Pepe Reina con le borse della spesa che diceva non posso parlare, non posso, c'ero io, non posso parlare, non posso parlare. È uno che si è goduto Napoli, ha lasciato un ricordo bellissimo. Queste sono cose importanti e che costano zero a bilancio, zero, quindi te le puoi permettere. Bellissimo, bellissimo. Ragazzi, non vi chiedo like per queste cose qua. Chi se l'è goduto, chi non c'era, peggio per lui. Ma qualcuno sai che se li vede anche dopo. Quindi questo è un ringraziamento a chi l'ha recuperata dopo. Sei il mio eroe 2 volte, perché non è facile guardare una live completa come se fosse una trasmissione indifferita. Ragazzi, ufficiale, le squadre inglesi lasciano la Superlega, me lo state scrivendo in tanti. Vediamo se abbiamo conferme, ma insomma me lo state scrivendo così tanti che credo che si possa confermare. Vediamo un pochino. Io ho scritto, vedete che scorre, le inglesi lasciano la Super League, scriverò ufficiale appena no, è ufficiale, te lo posso dire, sta su Veta, tutte le inglesi lasciano. Benissimo. Te lo confermo pure. No, benissimo. Non lo so, no, nel senso benissimo che possiamo scrivere ufficiale. Valerio, Klopp, Guardiola è stata la chiave, sarebbe stato confermare l'intuizione che abbiamo avuto. Klopp, sì, non ci siamo fatti trascinare dal vento, dall'antipatia, dalla suggestione, un'analisi giusta e pacata. E ne escono vincitori alla grande, ma confermano anche che il calcio inglese, che è quello che già funzionava di per sé, anche a livello di diritti televisivi così, non hanno nemmeno poi probabilmente bisogno di sottostare a certe... se non ci fosse stata la pandemia, no? Questa cosa non sarebbe mai nata, perché né economicamente né mediaticamente, poi gli stadi sono sempre pienissimi, in Inghilterra avevano una ragione. Grazie, troppo buone. Ulteriori belle parole. No. La pandemia a loro li ha colpiti pesantemente, non solo nel portafoglio. Gli stadi inglesi sono tutti, senza, lo sappiamo, pista di atletica, ma non solo quello, sono che tu veramente dai la mano al calciatore, perché non c'è proprio il fossato, la barriera, stanno allo stesso, la prima sedia della prima linea sta a livello del campo, no? Perché per esempio l'Amsterdam Arena è molto bello, no? Però la prima sediolina è molto in alto, cioè sei vicino al campo, però hanno fatto, diciamo, la gradinata un po' sopraelevata rispetto di qualche metro rispetto. Invece quelli inglesi sono a raso terra, poi incominciano. Quindi il primissimo posto, tu veramente puoi dare la mano al giocatore che batte il calcio d'angolo. Sono molto suggestivi da questo punto di vista. Giocare con tutto quello che ne compete, no? Di pressione, di esaltazione, di gol. Giocare senza pubblico per loro non è come da noi. Cioè. Lo ricordo anche nei 2 documentari di Amazon che gli allenatori lo dicevano, li avvertivano, anzi no, questa era solamente Mourinho, perché solo Mourinho è stato inquadrato in questa cosa qua, e diceva ragazzi adesso non c'è più pubblico, l'incitamento viene solamente dalla panchina e da noi stessi, quindi anche questo è una cosa importante che chi sta in panchina deve fare. Stiamoci attenti, ragazzi, ci sono talmente tante variabili che noi non teniamo in considerazione. Ha sbagliato la sostituzione, non è così semplice. L'Arsenal, che è una delle squadre più seguite effettivamente, aveva uno stadio che da un lato era leggendario, l'Highbury, no? Da un lato faceva schifo. In un romanzo, che è il più bel romanzo che mai è stato scritto sul calcio, che è Febbre 90 gradi di Nick Horby, che praticamente mi ha salvato sentimentalmente,
perché ho detto è inutile andare allo scontro con la donna della tua vita, che già ti sopporta. Ovviamente non puoi, così come un uomo non può capire che cosa è il dolore del parto, perché non puoi dire è come il mal di denti, come sia. Una persona che non si interessa di calcio non può capire il travaglio della sconfitta. Quel libro lo spiega benissimo e ovviamente la fidanzata del protagonista si incacca, ha detto ma paghi tutte queste stelline per stare un abbonamento all'Olimpiadi, uno stadio brutto, scomodo. Quando si trattò di scegliere se finalmente abbatterlo o meno, perché era arrivato ai limiti, c'era una gran parte della tifoseria che non lo voleva battere, perché anche se era scomodo, stavi in piedi, era bruttarello, era ormai insufficiente, però eri legato. Comunque poi l'Arsenal aveva capito che non poteva competere in un calcio che stava progredendo con quello stadio. Però non fu facile per loro questa decisione, nonostante era veramente, non so, siete molto giovani, voi, amico Bellino, ha avuto la fortuna di vedere sia lo stadio che l'atmosfera di quello stadio. Perché comunque sono particolari. E la ragione l'altra sera quando ho detto guardate che lo stadio del Liverpool non è una critica mia, è uno stadio molto vecchio, ma valla a toccare Anfield. Vi ricordate che Ciro Mertens rimase un po' deluso che non c'era mai stato della famosa scritta, perché si aspettava una scritta come incute, cioè molto grande, invece era una scritta piccolina, quella di là, che c'è una foto che lui la tocca, eccetera. Però poi ci abbiamo rimesso pure le penne noi con il gol di Lavezzi, poi perdendo 3-1, abbiamo perso. No, una volta abbiamo pareggiato lì. Gli stadi inglesi hanno fascini particolarissimi. Come no, io sono un grandissimo tifoso del tennis, però più quello del passato. E se vuoi sapere, ho avuto varie fasi. Ho riscoperto, perché io ho giocato sempre in attacco al tennis, ho giocato, poi ho lasciato perché ero troppo fissato col calcio. Una delle più grandi recriminazioni della mia vita è aver capito tardi che invece dovevo giocare a tennis. Forse non mi sarei rotto la caviglia, perché mio papà mi voleva far giocare a tennis. Li ho visti, ero innamoratissimo di Gabriella Sabatini, che per voi altri tre, poi di Monica Seles, perché mio papà mi diceva non seguire gli uomini perché giocano troppo bene, troppo veloce, per imparare, per vedere l'apertura, la chiusura. Penso lo stesso della pallavolo. Vedi il tennis femminile, quindi ho visto gli ultimi scontri della narrativa con Chris Evert, l'ascesa di Steffi Graf, però io poi ho adorato quel pazzo furioso folle che è stato McEnroe, perché ho visto i grandi Landry, cioè Edberg, gli ultimi anni di Connors, anche l'ascesa di Pete Sampras, adorato Agassi. Agassi ha scritto uno dei più belli libri che uno sportivo ha dedicato allo sport, anche con una sincerità disarmante. Come no, il tennis è uno sport meraviglioso. Senti, spero sta di non averti una cosa. Fonte Mundo Deportivo. Questo stavo in diretta con voi, non posso saperlo. Poi lo indagheremo. Ovviamente come rumor sta girando così, ma mi sembra anche una reazione immediata e ovvia. Quando si sblocca una situazione e c'è la controrivoluzione, si deve fare la speculazione, si devono fare delle ipotesi del perché. E quindi visto che comunque l'UEFA è al centro delle critiche da anni, è facile ipotizzare anche corruzione, è facile ipotizzare. Noi non possiamo mai stupirci, dici mamma mia, sarebbe... Ma noi l'abbiamo detto stasera, attenzione, che tutto questo scossone non deve diventare un polverone, scusate la rima, ma dovrebbe essere finalmente la ragione per scrivere regole migliori, applicazioni più trasparenti delle regole arbitrali, vicino a diritti televisivi più equi, centri sportivi, settori giovanili, cioè ritornare a un calcio dove intanto si gioca bene a pallone, perché ci sono troppe partite scadenti, ma non le famose squadre Crotoni. Io mi ricordo di quante partite di Juve Milan, Juve Roma, pessime. E tu dici, ma questa è la prima in classifica, sta stravincendo il campionato, poi ti devi sentire allegri, se volete divertirti andate al circo, sbagliatissimo.
Io sono risultatista. No, se posso andare anche contro noi stessi, forse le due partite che più hanno deluso nell'ultimo turno sono stati Atalanta-Juventus e Napoli-Inter, con pochissime parate, pochissimi tiri nello specchio della porta, fondamentalmente. Però per esempio il caso del Napoli, forse non sono stato neanche tanto preciso in quella diretta perché c'era quella notizia destabilizzante, e vi chiedo scusa amici bellini. C'è da dire che l'Inter è cresciuta moltissimo, ha fatto una partita, come ho detto, abbottonata, prudente, non solo ti concede poco ma ti mura tanti tiri. Ci sono stati dei tiri del Napoli che poi ovviamente sono diventati tiri né fuori né dentro lo specchio, penso, perché tu li hai murati a 1 metro, a 2 metri. È una squadra veramente molto ostica, che quindi ti concede poco. Poi l'abbiamo detto, il Napoli non è che ha giocato col furore delle partite migliori, devo dar tutto. Però ho detto, è anche un l'Inter al primo tempo era proprio bassissima, al secondo tempo si è alzato un po' e è iniziato meglio del Napoli. Però il primo tempo, ho detto, io sto bassissima. Ha messo Lukaku in alto, largo, Lautaro che entrava dentro il campo, ma erano 5 strettissimi e bassissimi dietro, che Eriks ha fatto un gran lavoro. È vero, non è stata una partita spettacolare, però detto è chiaro che quando tu hai pochissimo campo e pochi metri tra una linea e l'altra, l'errore che fece l'Atalanta e la Fiorentina, che pure ci mise molto sotto perché meritava di andare in vantaggio nel primo tempo, o almeno fino al 30°, poi prese vari gol. Una delle chiavi di lettura secondo me di quest'anno, e dobbiamo dare merito a Gattuso out sempre, ricordatelo, è che i giocatori sudamericani, soprattutto un certo tipo di giocatori sudamericani, hanno bisogno di molto campo, hanno molto talento, molta velocità, ma loro giocano con tanto campo libero e i difensori ti danno tanto. In Italia no. E io, studiando l'inizio del Napoli, ho detto, se Gattuso insegna a Lozano quella che è la chiave di lettura di tutte le partite del calcio italiano, a essere devastanti tra le linee della tre quarti offensiva, con la qualità e la velocità e la cattiveria, perché Lozano è uno che veramente ti punta e ti salta, non vuole non rischiare il dribbling, diventa... Incominciò a far gol. Dove è migliorato, per esempio, Lozano? Tutti poi hanno incominciato a sottolineare le preme, no? Per dire, le chiusure, è stato più bravo nella fase difensiva, ma invece attenzione, Lozano, la difficoltà che ha avuto all'inizio dell'anno scorso, a parte problemi forse con la squadra, e dove invece Vargas non ebbe questa possibilità, e anche perché Mazzarri giocava in ripartenze, è nella bravura attaccare lo spazio e mettersi tra le righe, dove Mertens ti spunta da dietro, cosa lì. E sono lavori importanti con Aldo fa, che adesso quando è tornato Lozano avete visto di meno perché la gamba ti funziona di meno. Dopo 2 mesi di infortunio non è facile subito ritornare. L'Inter, tutto questo, Lozano non c'era, lo sappiamo, non te l'ha concesso, e Politano, lo sappiamo, ama moltissimo invece quel movimento di partire molto largo, accentrarsi, perché lui il tiro ce l'ha, ama andare al tiro, ma l'Inter non gli ha mai lasciato la possibilità di andare al tiro. Quando l'ha fatto per una palla sporca di recupero, una seconda palla, ha preso la traversa, ma non era la sua classificazione, era una seconda palla, dove l'Inter tra l'altro era molto bassa. È vero. Concesso. E poi non facemmo una buona... No, non facciamo una buona analisi. Un po' di calcio, assolutamente, perché ne abbiamo parlato pochissimo e faccio anche io mea culpa che alla fine mi sono lasciato trascinare dalla notizia del giorno e ho fatto poca analisi tattica. Le cose migliori che fa Politano è quando ti sorprende e va di destro. Ma posso dirti una cosa? Per me ci sono dei giocatori, chiaramente non puoi sapere, non puoi mai la certezza nella vita. Una delle certezze nella vita è che usciva Harry Potter, faceva un sacco di soldi. Lì ci potevi mettere proprio un assegno in banca scoperto, per dire tranquillo. È un giocatore su cui io allenatore avrei molto piacere di lavorare, e avrei molto piacere di lavorare proprio sull'altro piede e sulla possibilità di poter avere quindi la scelta di entrare sia a destra che a sinistra, lui che ha non solo la qualità ma anche l'ambizione di voler entrare e tentare il dribbling. Adesso è chiaro che è un giocatore che si sente molto forte nel suo punto di forza, questo mi è stato insegnato dal basket, dove tu devi lavorare sul tuo lato debole, sulla mano debole, lavora sulla sinistra così puoi entrare a destra e a sinistra, puoi fare il cambio mano, no? Allora io quando giocai poi mi sono fatto male,
non potendo recuperare anni e anni, visto che sono arrivato tardi al basket, dissi, non posso recuperare anni e anni e anni di palleggio, allora è più facile che impari a segnare di destro e sinistro e non avere tutte e due il palleggio forte e mi misero e quindi io soprattutto nel passo d'incrocio potevo entrare in passo d'incrocio di destra e sinistra e poter depositare sia con la destra che con la sinistra, io che sono guardia e invece amavo solo tirare da fuori, però ho avuto una persona che si è messa e ha detto è peccato, ecco, quello, tornando, non voglio, a Politano è un giocatore che se tu ti metti ti può dare soddisfazioni, adesso lui va su quello che si sente forte, che sa far bene, che quando gli dà lo spazio, ti dà la possibilità. Ha fatto 8-9 gol questa Napolitano, uno pesantissimo a Granada, anche se Sì. fu deviato. Però io queste cose non credo alla fortuna sfortuna, perché tu hai avuto l'ambizione di andarlo a tirare, no? E poi certo c'è stata la deviazione, però se tu non sei coraggioso, se non hai qualità, se non hai ambizione, tu non vai a tirare. Politano ha fatto una bella La azione. deviazione, se non tiri bene la deviazione, te la respingono. Cioè. Tu la sottolineasti, una bella azione dove invece è entrato all'interno e ha crossato. Ecco, questo è un lavoro che si può fare su Politano, dargli maggiore forza e quindi la possibilità che lui si sente in grado di poter scegliere le due soluzioni. Detto, non sarà mai un ambidestro come Anzi, però è un giocatore su cui si può investire tecnicamente. Poi, dopo un anno, vedi se è stato un investimento, non sto parlando di investimento economico, sto investimento tecnico dell'allenatore. Dici no, noi ci abbiamo lavorato e vedi il ragazzo è uscito. Non è più giovanissimo, però secondo me può avere l'ambizione ed è la squadra giusta. Ci sono dei giocatori, un giocatore che stiamo sprecando malamente, altri 5 minuti, è Elmas, perché ha molta voglia, cioè uno che va a concludere le azioni, non si ferma a metà campo e ha qualità nei piedi. Quando a volte ha fatto giocate in nazionale, ha fatto giocate importanti di dribbling, però non puoi crescere con 5 minuti a partita, perché è vero che l'allenamento tu puoi fare cose bellissime. Maradona faceva cose impressionanti in allenamento, però poi le faceva pure in campionato. Ne faceva di più in allenamento perché tu ti allenavi 5 giorni, hai lì una sola partita. E quindi anche numerica, perché tutti i compagni dicono un sacco di cose, e per forza lo vedevate 5 volte, a volte due volte, mattina e pomeriggio, non sempre la mattina. La partita era solo la domenica, numericamente ne fai di meno. Però ci sono giocatori su cui investire. Giocatori su cui non investire sono quelli, l'aronica della situazione, no? Quando avevamo quell'aronica, quello è Totò, gli vogliamo bene tutto quello che vogliamo, però sono quei giocatori, quello ha 30 anni, quello là lo puoi solo amministrare da un punto di vista della concentrazione, da un punto di vista della paura, poi, no? Perché le motivazioni sono cretinate, però non della tecnica, del chiaramente affiatamento dei movimenti di squadra, perché il grande talento di quella difesa a 3 a Napoli era Ugo Armando Campagnaro. Tra lui e Cannavaro e Ugo Armando Campagnaro lui era più bravo, che tra l'altro non è manco nato come difensore, ma come mezzala all'inizio, perciò poi andava a gol, cioè. E poi passò all'Inter parametro zero, che cacchiata che fece il Napoli, che regalo che gli fece. Peccato che lui era fragile fisicamente, non mentalmente. Sì, quello è stata la limitazione. Ugo Armando Campagnaro ha fatto una buona carriera, ma non ottima, per problemi fisici, perché sennò tecnicamente e tatticamente avrebbe potuto fare una carriera importante. Ed era anche un professionista serio, non una capacità. Guido, io penso che siamo alla fine, insomma, ci siamo fatti una bella maratona e ti ringrazio. Per concludere, questa mi sembra anche un bel riassunto. Ci rendiamo conto che questi hanno fatto fallire un progetto in 48 ore, ma che credibilità avranno in futuro? E questo è un bello spunto. Prevedo un dramma domani in borsa. La questione della borsa l'abbiamo accennata. Il futuro, perché poi adesso le inglesi sono fuori, ok, bisogna capire se Florentino Perez ha intenzione di continuare con una Superlega più piccola, non ha lo stesso valore. È stata una bella chiacchierata con voi, sempre molto carini, ospitarmi, carini nelle domande. Ho visto che nel corso dei mesi ci sono solo che carina,
Grande film, ragazzi, In the Mood for Love. Io l'ho visto proprio lì, perché per tanti anni sono andato ai festival. Quanto mi manca andare ai festival. Vabbè, chiuso Sì, no, stato perché... tanto. Una delle gioie più grandi della mia vita, e le mie gioie sono sempre quelle di aver regalato o di condiviso le emozioni con i miei affetti. È stato che mio fratello mi chiese: portami a vedere il prossimo film di Kubrick, che non usciva mai, perché Full Metal Jacket dell'87. Ma io sono vecchietto, ma non così tanto vecchietto. E io promisi a mio fratello, che è più giovane di me, un severissimo professore universitario, una persona adorabile, un genio, e ti porterò a vedere il prossimo film di Kubrick. Ti racconto. E fortunatamente Kubrick andò a Venezia, perché sarebbe stato un problema, perché nel 99 erano due bimbi tutti e due. Vedemmo il film di Kubrick, io ero seduto a sinistra, mi ricordo ancora, lui a destra. Finisce il film di Kubrick, io ho desiderato oltremodo avere un fratello, pure se ero un bambino felice. Quindi rompevo l'anima a mia madre: mamma, fammi un fratellino, c'è un rapporto speciale, non abbiamo bisogno di parlare, ci giriamo e telepaticamente proprio diciamo, lo rivediamo, sì, allora avevamo un biglietto per un altro film, lo andiamo a rivedere e abbiamo visto Eyes Wide Shut, davanti a me c'era Massimo Moratti. Farlo con Massimo Moratti e gli dico, e lui è incazzatissimo, perché potete immaginare, non vinceva, c'era qualcosa di strano. E poi dissi così, figurati, io avevo poco più di 20 anni, no? No, 24 anni, 25 anni, ero giovanissimo. Quindi figurati, uno sconosciuto lì, Presidente, oh, sì, vincerà per questa. Non l'ho mai più rincontrato nella mia vita, voglio dire: Presidente, avete visto che poi avete vinto questo. E In the Mood for Love invece fu presentato a Cannes, e dico a Falco, e è bellissimo, perché sembra una scena del film, per questo film lo racconto nel mio video. È arrivato veramente Wong Kar-wai con la pellicola sotto braccio, neanche con un montaggio definitivo, perché proprio doveva presentare, perché altrimenti lui avrebbe portato avanti questo montaggio che non finiva mai. Vabbè, noi non abbiamo visto la scena di lui che entra, però mi è stata raccontata che lui proprio la notte prima con questa bobina, che l'hanno provata, perché poi a Cannes si provano tutti i livelli, tutte le cose, e sono emozioni un po' come lo stare. È una delle gioie della mia vita aver mantenuto la promessa a mio fratello: ti porterò a vedere l'ultimo film di Kubrick, e soprattutto gli ho fatto vedere Maradona dal vivo, lui che era un bambino piccolo, per potergli fargli dire. Voi pensate, mio fratello non si occupa di calcio, non si interessa di calcio, ma è circondato da tutti i colleghi tifosi del Napoli. E un anno, e l'unica cosa che ho scritto su Maradona è stato un ricordo personale. Ho detto: il mio ricordo di Maradona non è manco legato, non voglio manco legarlo a me stesso, ma aver capito, nonostante avevo 11 anni, no? Quando è arrivato Maradona, 10 anni, poi 11, che il Napoli avrebbe vissuto qualcosa di storico, e quindi dissi: papà, dobbiamo andare a San Paolo con mio fratello, con Gianluca, pur se lui si scocciò da morire. Parentesi, facciamo a Marcotte, ci metti la cosa a Marcotte, perché ho detto, io pensai come un adulto, quando sarà grande e qualcuno gli chiederà questa cosa, lui invece di dire no, non l'ho visto, deve dire: ho visto Maradona. Anni dopo è diventato un professore universitario bravissimo, che non si interessa di calcio, e quindi quando parlano i colleghi di calcio, arriva mio fratello, smettono di parlare di calcio per educazione. Una volta stavano dei colleghi e ha detto: vabbè, che poi tu che ne capisci, anni fa, prima che purtroppo Diego passasse a miglior vita, e mio fratello, che lo sanno, proprio non zero, proprio il calcio, no, io l'ho visto Maradona, mio fratello mi ci ha portato. Lo guardarono con un'invidia incredibile, perché poi lui è più giovane di me, perché invece loro non hanno avuto questa possibilità di vedere Maradona. E quindi io ho detto: Diego, ti ringrazio, questo ricordo, perché tu mi hai regalato la possibilità di poter far dire a mio fratello: ho visto Maradona, e farlo guardare con occhi, cavolo, che è la cosa più bella, perché lui non è tifoso. Straordinario. Signori, Guido Gentile, grazie mille. Ciao a tutti, vediamo domani la borsa. Meno male che io non ho azioni della Juve. Nessuno di noi, credo, qui comunque ne parleremo. Si può dire una cosa: non è finita qui. No, dobbiamo ragionarci, come dicevi, dobbiamo ragionarci su. Certo che però oggi veramente che è martedì pazzesco.
Commento memorabellino di Guido Gentile. Un abbraccio grande. Buonanotte. Io non so se vi rendete conto della mia fortuna a poter, insomma, relazionarmi con cotale intelligenza, non aggiungo altro. Voglio ringraziarvi tutti, i moderatori in primis, ma tutti i commenti che ho visto in sottofondo mentre facevamo le nostre analisi, le nostre chiacchiere. Grazie Walter, Lioner, Marco, Pierluigi, Falco, Xavier, Tore, Mauro, Francesco. Voglio salutare un pochino tutti perché non sono riuscito a... Evelyn, che capito che comunque la macchina da guerra sta lì, silente, controlla, aggiusta, che cosa straordinaria. Polly ovviamente, Boni che esulta su Twitter per la fine della Super League. Ufficiale, Juve fuori dalla Champions. Ah no, questa è routine. Non mi far leggere cose. Non mi far leggere cose che io mentre ufficiale io poi leggo serio e mannaggia la miseria. Vabbè. Daniele invece, per me pagheranno solo le italiane anche in Serie D, forza Juventus. Quindi Daniele, da tifoso juventino, crede, non credo si auguri, ma crede che pagheranno le italiane. Si gode, grazie Marco. Pierpaolo gode. Attenzione a Davide Palma, che tra l'altro, se non sbaglio, devo controllare, Davide, che sei appena diventato un YouTube member e ti ringrazio. Non è uscito vabbè, non fa niente. Potresti essere un numero tondo degli abbonati, quindi vedi Lozano, perché Lozano è infortunato ma sta per recuperare e magari lo vedremo pure titolare contro la Lazio, chi lo sa. Davide e Lozano magari non se ne frega niente di tutta questa storia della Superlega perché lui è messicano. Davide Palma, benvenuto, e se veramente è così domani ti dedico una parola perché potresti avere sbloccato una cosa, ma non posso andare nello specifico. E Farnud Ariebat League offre Agnelli, rimasta solo la Juve, finalmente ha vinto una Coppa Europea. Ragazzi, la dovete smettere perché poi vado in difficoltà. Benvenuto, grande Guido. Agnello i limoni. Poi ovviamente così Gattuso ha dichiarato la Superlega ha annusato il pericolo. Questa l'avevo letta, Tony, non te l'avevo presa prima. Siete troppo belli, ragazzi. Siamo a 3 ore di live, è stata un'edizione straordinaria. Io non so come ringraziarvi perché mi fate divertire voi a me. Io spero di potervi dare il 50% che voi mi state dando. E la scafatese? E Rita è giovane nel frattempo, una pellicchia, perché tu l'hai detto prima Massimo che è Gio Pellicchia che lascia la Super Rita, la Super Rit. Non è finita, ragazzi, le inglesi mollano, ma chi lo sa cosa faranno le spagnole, se vorranno continuare da soli, se faranno un triangolare con Masciarelli, perché poi io la vedo così ad un certo punto: se nessuno entra, nessuno esce senza merito sportivo, per me è il derby del cuore. Ad un certo punto entra Reros Ramazzotti, entra Masciarelli, grande dribbling di, come si chiama quell'altro? Mango, all'epoca non mi ricordo come mi chiamo. Vi bacio forte. Ci vediamo presto, domani approfondimento tattico. A sto punto parliamo di pallone, parliamo della Serie A, perché a quanto pare ce la dobbiamo sudare questa cosa, non andiamo automaticamente perché chissà se la Lega, l'Europa, la UEFA, se li puniranno. Secondo voi li puniranno? Sigla! Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net. E magliette, le cose, insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa. Alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia.
Cioè, ho visto una cosa, boh, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema.